Amici belli, io volevo mandare pure la sigla. Secondo voi ce la farò? Non ce la farò mai. La sigla. Chissà se parte. Ci proviamo. Così. Un minuto di silenzio per Garella. Quindi subito questo salutiamo. Criceto, Stipa. Ci mettiamo, non possiamo far vedere quello che succede. Voi fate i bravi, gli amici bellini. Si dovrebbe così. E poi ci sentiamo a fine primo tempo. Senza... Personaggio a tutto tondo, ovviamente poi è una coincidenza che proprio le sue due squadre Adesso è tempo di cominciare questo campionato per un Hellas che deve iniziare a sciogliere le sue incognite, un Hellas che ha perso tanti punti di riferimento, un Hellas che ha iniziato malissimo in Coppa Italia, che quindi iniziando il Napoli che deve capire la sua posizione, che deve iniziare a scrivere le sue nuove pagine, punto al braccio ovviamente, come si vede sulla manica di Ilic, sempre in ricordo di Garella. Aspettiamo solo il fischio di Michael Fabri, che è al terzo Verona-Napoli della carriera. I primi due sono finiti entrambi 3-1, una volta per i Veneti e l'altra per i Campani. Era in Barillonix del questo è Fabri, Rotola il pallone al 20 gol, inizia il campionato di Verona e Napoli con la squadra di Spalletti che gira il appoggia in orizzontale sul capitano. Lo sanno. Prova a far inserire Anissa, inserimento basso qui dalla presenza di Ilic che deve rifugiarsi in fallo laterale. Dovresti paura di Anissa. Aspetta movimenti di Lorenzo, punto di ricostruzione conclamato di questo Napoli. L'anno scorso è stato il giocatore più impiegato della rosa fra tutte le competizioni. Non era Elmas. Posto di fondo di Lorenzo, vista anche calcio d'angolo, il terzino destro del Napoli, guarda subito l'orologio. Gabriele Cioffi inizia oggi una nuova avventura alla guida. Inizia già la pressione. Si fa sentire Montipo, braccia conserte, sguardo verso l'area di rigore, proprio lucido, tirato a lucido. ancora mascherato dalla bandierina. Quindi Lozano batte, perché? Va una traiettoria bassa il messicano, schema che non è perché? Ancora una volta lo schema l'anno scorso abbiamo visto come sono state importanti le palle inattive per questa squadra. Ora hanno provato, probabilmente non si sono trovati con i tempi, però insomma un'arma molto importante per il Napoli. Rachmani, arrivato dal Fenerbahce, che ha fatto la sua prima stagione europea. Maestro, il bravo! Riesce a trovare Kvaratskhelia. Rachmani, Lozano prova a portare fuori Bruno,
mezzo sombrerito del messicano sul debuttante argentino, un mancino classe 2002, l'anno scorso presto alla regina con buoni riscontri, adesso però è la Serie A e per un argentino debuttare contro il Napoli non è una cosa qualunque. Kick, cerca la verticale. Toccato da Faraoni, deve difendere il pallone alla Bravo. si gira per la presenza di Lobotka. Anch'issa, inseguito dai... Ancora, bravo. Il pallone non lo molla per il 99 del Napoli. Lobotka. Rachmani. Aspetta Di Lorenzo, aspettava anche il pallone Rachmani, invece lo gira dall'altra parte. Anch'issa. Viene contro Kvaratskhelia. Bravo, hai detto bene. Bravo. Talento georgiano. C'è più rispetto da parte loro che quelli napoletani. Capitano del Napoli, immigrato in Canada. Signore, Possesso. presentatevi alla community. Non lo so, sono entrata, salve! Esatto, benissimo. Poi facciamo gli highlights. Ah, Sì, fantastico! Scambiano adesso siamo famosissimi, non lo so quante persone, ma Siamo famosi! Spalletti con il Verona che per il momento non si alza molto pressato. Kvaratskhelia prova ad alzare un po' Lorenzo. La palla calciata su Osimhen, Kvaratskhelia è vicino, la mette giù con il sinistro, recupera l'equilibrio, sbatte su Tamez, va in ragazzo! cerca di vedere se ci sono le condizioni per il contropiede dell'Hellas con Lazovic. Temporeggia Di Lorenzo, è rientrato Victor Osimhen che arriva questa palla con Anghissa che è poco per il Napoli. Vertice basso del centrocampo a 3, una posizione che aveva ricoperto anche in Coppa Italia contro il Bari. Entrambe le squadre muovono la palla non rapidamente. Perché non si sta nervosissimo per quello che sta cambiando? Verona in questo momento un po' troppo passivo. Ah sì? Ah, dove smettere? Davidovic prova ad andare anche per il lancio lungo con Kim che si stacca, anticipa Lasagna, coordinato per appoggiarsi a Mario Rui. Non ha detto non c'era una madre, mando per sbaglio. Rachmani, ex della partita ma anche alla 50esima in campionato con la maglia azzurra. Osimhen, contrastato da Gunther, lascia fare Fabri, Anghissa. Di Lorenzo prova a lavorare con queste linee interne, il Napoli deve abbassarsi. Bravo, dai. Segue, lo trattiene. Gunther, calcio di punizione, preso dal centravanti del Napoli. Cercano i compagni, in tutte le situazioni arriva sempre la palla sull'esterno, poi cercano questa palla Comunque ha senso, perché Gunther lo seguirà comunque a uomo, quindi se se ne viene dentro, lasciano il buco in mezzo. Rachmani alza la testa e poi gioca ancora in orizzontale. Mario Rui, ci sono spazi in avanti, prova a dialogare con Lobotka che si muove, deve rientrare in cambio. Zielinski. No, ci sta un secchio di... Si ferma, ha ragione il polacco. Kvaratskhelia prova ad andare all'1 contro 1 con Davidovic che arriva il raddoppio esperto di Faraoni. Poi Montipo con i piedi, Osimhen non Facile, bravo. scaricare subito Montipo e Mario Rui allo spazio per riciclare il pallone. Anghissa. Forte, troppo forte. Qua devi cominciare a richiamare almeno, perché altrimenti questo fanno tutta la partita. Verona che in fase di possesso imposta con un 3-5-2, invece in fase di non possesso cambia, si mette di fatto con un 4-4-2 con Lazovic che viene a fare il quarto di sinistra per cercare di occupare meglio gli spazi laddove il Napoli potrebbe essere pericoloso. Dare delle indicazioni a Rachmani e poi riesce a spostare Zielinski per giocare lui su Di Lorenzo, cross che non fa molta strada, rimessa laterale in favore del Napoli sotto gli occhi di Cioffi.
Ciucchi lo sa. Che sarà tu fa? Una volta trova l'uomo e non la palla. Secondo fallo commesso dal giovane argentino. Lozano Vispo. Un elemento di intensità, è un elemento che deve Lozano Vispo. un po' le misure oggi anche un lavoro facile con Lozano, che abbiamo visto come è bravo nel poco spazio a girarsi, tanti tocchi, diventa difficile per un Più teppista Vispo di qua questo inizio. Piazza le sue pedine difensive. L'impatto della Serie A. Si parlano Mario Rui e Zielinski. Mario Rui che l'anno scorso spesso ha disegnato calci di punizione molto interessanti per il sinistra. Lo schema lo chiama però Zielinski. La finta con la famosa. Qualcuno non le batte questa punizione. Non è venuta bene. Però attenzione! Un po' di confusione, se è battuta sia dopo da questa parte. Perché l'anno scorso le ha fatto vedere sti È scherzi. stato un po' ostacolato da Anghissà e si sono poi giustificati, nessuno dei due poi è riuscito a trovare il tiro. Che mano tiene? Una mano enorme. Calcio di punizione conquistato dallo slovacco. L'anno scorso solo 3 problemi fisici che hanno tolto qualcosa, perché per il resto ha avuto un'imposizione prepotente, risultando uno dei mediani più efficaci del campionato sia per posizionamenti che per conduzioni e smistamento del pallone. Chi? Mario Rui. Rachmani fa salire per il centrale coreano, palleggia Napoli avanti e dietro. Anghissà si appende. Non ha linee di comunicazione immediate, allora deve far finire il gioco. Quell'esterno di Lobotka deve dare un impulso su Zielinski, tenuto da Ongla Matteo Osimhen. La volta apre di prima. Arriva Mario Rui che riesce a controllare, di fronte Faraoni, cerca di crossare verso Kvaratskhelia, anticipato da Davidovic, rimane in pressione offensiva a Napoli con la rimessa laterale. Bene lo sviluppo del Napoli che ha giocato centralmente, ha tirato i giocatori del Verona centralmente, poi ha trovato l'apertura su Mario Rui, cross non perfetto, col suo piede forse poteva fare qualcosa di meglio. Rachmani, ancora una costruzione a partire dai due difensori centrali. Zielinski, Kim. Linea difensiva bella alta, In direi. questo momento è sempre oscurato dai due attaccanti, soprattutto con la Zagna, per cui Prova. fa un po' fatica a trovare. E occhio a queste situazioni di Kim, che è un giocatore molto abile nell'andare sul lungo, essendo un centrale destro di piede che gioca sul centro-sinistra, è molto bravo a tagliare il campo con la palla lunga, mentre invece magari nelle impostazioni sul corto, se pressato, può avere qualche problemino. Motipo alza il pallone con Faraoni che è in pressione, che ne va da Mario Rui. Tamez guarda il posizionamento delle punte. Attenzione. Di Lorenzo che ha chiuso l'ex attaccante. Bravo del Kim. Cerca di uscire a palla bassa. Anghissà. Di Lorenzo prova ad esplorare la profondità di Lozano. Dai, no! Dai, no! Ma già lo so, gli amici bellini cosa stanno dicendo su Ossi. Calma, vi chiedo calma. Dategli qualche altro partito. Altro? È stata una grande occasione, poteva senza dubbio la possibilità di fare meglio, è stato bravissimo Lozano che nelle prime situazioni è sempre venuto incontro, probabilmente il difensore del Verona si lo invece ha fatto un corto lungo, gli ha rubato il tempo, è entrato in area e poi ha servito il più bello degli assist, poteva essere più preciso. Sembra abbastanza in difficoltà in questo avvio a Mione e c'è un discorso difensivo aperto nell'Hellas, c'è un filo sottolineato, oggi manca Ceccherini che ha preso quel posto di centrale di sinistra, Magnani contro il Bari è entrato e uscito, a Mione ha giocato il secondo tempo, adesso è un po' in difficoltà.
devono trovare ancora ovviamente i meccanismi. L'abbiamo detto, lui è il difensore che scivola sulla sinistra su Lozano, quindi probabilmente non è neanche proprio su agio sulla linea laterale, si trova un po' sempre in via di mezzo e Lozano è bravo a sfruttare proprio questa difficoltà. Andiamo a sentire Giovanni Barsotti sull'avvio di gara di Luciano Spalletti. Barzotti. Proprio in questo proposito, in realtà, più che di Spalletti volevo parlarti di Lozano, Ste, perché proprio a proposito di quello che stavate dicendo, Lozano poco prima dell'ultima occasione aveva chiesto alla squadra il pallone, sente il profumo della preda sostanzialmente di Amioni un po' in difficoltà e aveva chiesto la palla, datemela a me, che posso andare via da questa parte, che lui è in difficoltà. Per quanto riguarda Spalletti invece chiede alla squadra quasi più calma, perché negli ultimi minuti il Napoli spesso ha forzato un pochettino a suo parere la giocata, invece che come in questo caso calma e palleggio come sta facendo adesso il Napoli. E allora inizia con calma il Napoli. Racconti. Tutti vedono, non c'è niente da fare. Kim quasi indisturbato fino alla tre quarti. Se n'è andato, è pazzo, è impazzito! Bravo! Facile! Ha fatto una torsione che non esisteva nel mondo del calcio. Film, la discesa di Kim. Italia 2. Bravo, primo delle K2, ce lo ricordiamo, e poi l'assist in palio. Come Secondo calcio d'angolo per il Napoli. Una Rachmani che prova a nascondersi dietro a Kim. Battuta stretta verso il primo palo protetto da Tamese, c'è ancora Lozano. Lobotka. Mario Rui. Prova ad ammorbidire il pallone per Kvaratskhelia. Lo difende sull'attacco di ce l'hai ancora? Ancora il Giorgiano. Tamese insiste, grande duello, non molla Kvaratskhelia. Arriva Amione che fa lucido nel giocare di seconda. Il ventenne argentino che viene anche stimolato da Davidovic, il via da fondo per l'Enes. Bene il raddoppio, bene la pressione difensiva, zona di campo. Spalletto. La Kvaratskhelia. Volti dei difensori Ragazzo, di Luciano Spalletti, Juan Jesus, che l'anno scorso è risultato più che utile per il nuovo arrivo. Non farò montare tutto live perché non so niente, però devo fare dei nuovi esperimenti per il montaggio, perché ultimamente mi stavo cerca questa bloccando e mettere giù il pallone che arriva da destra. È una soluzione senza dubbio, non può essere l'unica. In questo momento l'Elas fa un po' fatica, una volta recuperato il pallone, a tenerlo. Napoli sta lavorando molto bene sulle preventive, però per ora con l'esterno Lazio prova ad innescare la lasagna. Perché c'è una condizione di subito. Un inizio di stagione focoso quello di Lasagna, ha fatto gol in Coppa Italia, si è fatto notare in precampionato con la doppietta all'Offenheim, seguita da quella alla Cremonese, ma anche per l'estetica non da poco. Prova a prolungare Osimhen, scappa in tempo a Mione. Alza ancora il pallone, tipo lo aspetta Kim. Zielinski, Ragazzi bene con il quarto sembrava Hamsik contro il Milan. Vai di finish. contrastato da Conte. Lobotka, grande eleganza nel controllo. Di Lorenzo. Anchissa. Lobotka non forza la giocata come le indicazioni di Spalletti, ma ricomincia. Rachmani chiede il movimento incontro per cercare di muovere un po' le linee del vero. Anch'issa. Kim con Mario Rui che rimane largo e la palla che rimane dentro. Anch'issa. Lo sanno, porta fuori ancora per uno a Mione. Di
Di Lorenzo prova ad inserirsi, lo tiene da Lazovic, ma secondo la squadra arbitrale ha toccato lui per Vediamo la decisione Occhio da di spazio a mettere. disposizione del Napoli, il Verona non è aggressivo sul portatore di palla, però occupa bene gli spazi, come in questo caso la rotazione della fascia con Di Lorenzo che si butta, Lozano che viene, può essere una soluzione interessante. Vai! No, il riscatto di Lorenzo è completamente dimenticato. Ah, no, io, vai! Per Zielinski, Mm. Kvaratskhelia. Ah, buono! Ah! Trova allo specchio della porta, prima conclusione in Serie A del nuovo 77 del Napoli. Bravo nella prima fase non farsi golosare del tiro immediato, è stato bravo a aspettare l'avversario, sterzare col sinistro, liberarsi, e qui forse poteva calciare un po' meglio. Strozzo continua. In panchina Matteo Politano, colpaccio in disordine, recuperato abbastanza in extremis. Montipo prova a far partire subito l'Hellas con il Napoli che era pronto a pensare che la palla che viaggia. Di Lorenzo, Bravo. Lobotka, accelera l'ex Senta Vigo, poi si ferma per far salire Mario Rui. Lobotka, Kvaratskhelia, sempre con pazienza, sempre con predominio totale. Sì, tanto siamo penso 80% lo stesso male. Lo sanno, non è ancora da battere su di lui. Di Lorenzo, Mario Rui, Zielinski, Kvaratskhelia, Mario Rui, Rachmani per Kim, che non ha raccolto nei propri 40. Guarda come è marcata uno, Sì. Aspetta l'errore, la forzatura dei giocatori del Napoli per poi cercare di ripartire, però in questo momento la gestione buona da parte dei giocatori portatori. Apre Kvaratskhelia per Lozano, prendere ancora alto il numero 2 giallo-blu. Lozano si gira Oh! di mandare dentro Zielinski, situazione letta da Gunter, rimessa a terra. C'era lui Pensa Luciano Spalletti, si mette invece vada fuori il secondo pallone di Lorenzo per fare questa rimessa a terra. Pallone pesante, anche preciso per Zielinski, l'ha recuperato il centrocampo dell'Hellas. Zielinski, però se l'è cavata. Dames, Contrariato Spalletti in questa situazione, è proprio quello che chiedeva di non fare ai propri giocatori, forzare una palla centrale che poteva essere intercettata. Ilic prova ad accendere il sinistro, poi va da Lazovic. Lazovic contro Di Lorenzo, sterza il Bravo Di Lorenzo. la controsterzata. Lobotka, un'altra linea ben pensata. Zielinski, Mario, Kvaratskhelia. Lazovic può cercare di anticiparlo, ha presentato il proprio talento Kvaratskhelia. Osimhen. Bravo! Di cross! Non era un tiro facile, la palla andava verso l'esterno, quindi doveva chiuderla, l'ha chiusa un po' troppo, forse poteva fare un tocco in più, però Cucotti non lo sviluppa ancora una volta questa palla che fa male al Verona nei piedi, così perché bravo a girarsi e mandare con parata. Osimhen, Zielinski, Kvaratskhelia, adesso anche Lozano. 4 occasioni in 21 minuti per un Napoli che senza forzare assolutamente i ritmi, con la pazienza chiesta da Spalletti, pian piano arriva. Ha toccato per ultimo Tomarri, non fecondo. Non applaudi Spalletti perché si prende immediatamente, non ti capisci. Mamma mia, che cosa ridicolo. Zielinski apre
corre verso la fascia sinistra, arriva Mario Rui e stringe Kvaratskhelia. Ma poi ha pure rincarato la dose, Conte ha postato una cosa sul suo Instagram. Se ti vedevo correre ti mettevo lo scambetto, sai che risate, se cadevi. Mamma mia. Kimba! Sai la tensione della partita. E poi le chiave. Durante la partita io certe cose le posso ammettere. A Freddo scusa. Perché Spalletti poco fa si era molto arrabbiato, aveva gridato più volte Rachmani, perché è lui che deve iniziare l'azione del Napoli. E poi questa cosa Cazzo, non te la vedo, no, dai. Lo devi tutelare, attenzione. Bravo! Ancora! Infatti, non è. Deve fare questo. Per chiuderlo molto bene con l'aggressività è riuscito a liberare la situazione. Lobotka può portare a spazio Illich. Osimhen. Lo sta già pensando da farsi, si è dimenticato che prima di tutto bisogna trovare il pallone. Esatto, si è dimenticato la cosa più importante, stava già pensando dove andare. Mette giù il pallone a Henry. Ah, Con Lazovic emerge sempre Lobotka. Mario prova a tagliare in diagonale. bella maestro. Di nuovo Irving Lozano per il fondo il messicano non ha trovato per Sì. Kvaratskhelia lo gira Deviata. una deviazione c'è stata a calcio d'angolo terzo per il Napoli. Bravo, con un pizzico d'esperienza, con il braccio a spostare il difensore del Verona gli ha permesso di controllare il pallone e tirare e tagliare questo. Tirato anche molto velocemente. Si aggira per l'area di rigore Osimhen, arrivano anche Anghissà e Di Lorenzo dalle parti di Montecombo, oltre ovviamente a Kim e a Rachmani a rimorchio. Sfrutta tutto Fabri e ammassa nell'area piccola con Amione che riesce ad anticipare tutto. Kvaratskhelia rimontato, stavolta è lui l'ultimo a toccare il miglior fondo per la squadra di Cioffi. Con il break decretato Pure break. da Fabri a metà di questo primo tempo. Praticamente Ma come va? Come state lasciando i like? Devo ringraziare Tore Falanga. Grande. Chi altro devo ringraziare? Ma quando sei bellino. si aspettava Spalletti. Grazie a tutti quanti. Sentito predicare calma. Solo la maglia. Settore ospiti bello pieno. Come detto bene, senza neanche accelerare troppo le giocate, riesce a trovare gli spazi. È uscito pure quando andava, tutto a posto. Bene. Bene. Allora si alza al baricentro, tutti i giocatori hanno il proprio riferimento e riesce a essere Quanti ne siete? Non so. È vero, è proprio vero, non si poteva. Bravo Pepo. Daniela, stiamo dominando, ci sono state delle occasioni, ma dobbiamo essere più cattivi. Più cattivi. Dai ragazzi, dai. Parlare soprattutto con Kim per quanto riguarda l'inizio dell'azione. sì, un po' ma che non si vuole velocemente, però credo che abbia fatto per ora una buona partita. Vediamo. Germani entrambi molto concentrati. Mi sei mancato con le tue belle. Questo invece time out Come stai sopra? quasi emotivo di Cioffi che parla di giocate, ma abbiamo sentito anche Faraoni, uno dei leader dichiarati e comprovati in questo gruppo nel prepartita, parlare di doversi guardare soprattutto dentro per quanto riguarda per trovare le motivazioni, per trovare il coraggio di assaltare ancora una volta la stagione. Sì, ovviamente vengono da stagioni importanti con numeri importanti anche in fase offensiva. L'obiettivo, anche se non c'è un po' l'asticella, ovviamente sappiamo che con i cambi di giocatori, con i cambi di allenatori è sempre un ripartire da zero, per cui
sarà una stagione facile per nessuno. Un po' di sbobbazza davanti. Un altro dei leader dell'Hellas Gunther che si piazza di fianco a Montipò. Noi torniamo a bordo campo da Giovanni Garzotti. Hai detto benissimo per quanto riguarda Cioffi, Cooling Break soprattutto emotivo, adesso ha caricato anche Amione, forse il più in difficoltà in questa prima parte di partita. Dall'altra parte Spalletti ha parlato moltissimo con Kim, ci sta, nuovo arrivato, esordiente, vuole che l'azione, ripeto, le inizino sempre lui e Rachmani, e poi ha parlato anche con Osimhen di quell'errore lì, perché non vuole che venga incontro e che tenga la palla, se viene incontro si scarica e poi devi attaccarla a profondità. Che poi è una specialità della casa per Victor Osimhen. Una specialità della casa, però in questo momento il Verona è molto basso e c'è poco spazio per attaccare la profitta. Io credo per questo che Osimhen cerchi di vedere Pensavo di avere una maglietta di un tatuaggio. proprio c'è poco spazio alle spalle. Rispetto di carpe diem gigante. Davidovic con le mani a cercare la fisicità di Ianni che mette giù Ecco il qua, pallone, non sono matematico. cerca di uscire per il colpo di tacco Zielinski e rischia Boom! traversa di Meret, palla alta di poco sulla deviazione del portiere del Napoli, tiro improvviso di Ogla sull'uscita della squadra di Spalletti che è stata un po' troppo morbida questa palla velenosa con Meret che ha anticipato la Questo è Ogla. prima occasione per il Verona, ma l'occasione significativa. Si continua No, con che una meraviglia. posizione non angolata ma Anche con le uscita cifre, all'improvviso, un po' lezioso in questa fase di uscita. No, la corona è leggera. La Corona palla ferma l'Hellas. Si muove anche a Mione la battuta. No, vabbè, fuori gioco, vi prego. Vi prego fuori gioco, non è possibile. La classica sponda, no, non è possibile che sono soppetti così. Arriva lì, bravissimo a schizzare, non mi ricordo chi, però sul secondo palo quella è la zona dei grandi attaccanti, lui sa, lui battezza con la palla, la aspetta, poi Mario lui un po' distratto, però lui sveglio, bravo, al volo, la buttata dentro. È il quarto gol in carriera Ah! per Napoli per Lasagna. Chi c'era? Ossi e Di Lorenzo, sta tirando. Sponda di Gunther, schizzo perfetto da calcio da Mario non se l'ha guardata proprio, non se l'è guardato proprio. rispondere per Meret. Sono 40 gol in Serie A per Lasagna, che l'aveva detto quest'estate sarà il mio anno, ha cominciato forte e a sorpresa è in vantaggio l'Hellas. Ha chiesto una scossa Cioffi nel cooling break ed è arrivata immediata, subito un'aggressione alta che ha portato al tiro e quindi al calcio d'angolo, poi bravissima a sfruttare questa situazione. E adesso deve reagire il Napoli. Mario Rui, guarda l'area di rigore, cross è solo una minaccia. Si apre Zielinski. Vai qua, dai, eccolo. Deve rispondere Napoli, lo fa subito per l'occasione di Kvaratskhelia. Bravissimo Giorgiano a sterzare e a trovare questo tiro, ma ancora più bravo Zielinski. Sinistro, forte, va bene. Ma con la coda nell'occhio ha visto Imprevedibili. e con un passaggio l'ha liberato in mezzo all'area. Ha spostato velocemente il pallone nello stretto ed è riuscito a cavartene Kvaratskhelia, attento, reattivo. Montipò dalla bandierina, Mario Rui verso il primo palo. Arriva lo scambio, fa mollare il pallone, non riesce a farlo scendere di più. Tiro complicato, dal piede d'appoggio lontano dal pallone, corpo all'indietro. Ovviamente in queste situazioni è molto meglio fare questo tipo di giocate piuttosto che rischiare di controllare e far partire il contropiede della squadra avversaria. Ampiamente regolare la posizione di Lasagna, tenuto sia da Osimhen che soprattutto da Di Lorenzo, che era il difendente più arretrato del Napoli. Risultanza dell'11 giallo-blu e in tutto il Bentegod. Rachmani, arrivato magari, gira Lobotka, Nissa pressato da Ogla. Ilic, prende coraggio Lasagna prova ad autolanciarsi, Fallo. l'esperienza di Mario Rui che viene caricato e con questo piazzato per il Napoli. Questo gol darà ancora più forza al Verona per difendersi con la stessa caparbietà, con la stessa voglia di tenere il campo. A quel punto il Napoli non deve ancora di più farsi prendere dalla foga, di forzare le giocate, di accelerare perché la partita è lunga e
Verona aspetta soltanto quello, errore in fase di postazione. Mezzo tiro a porta, neanche lui. Gunter si fa tirare da Osimhen, colpito in testa lì dietro, allora arriva il nigeriano il Kvaratskhelia che riesce a mettere il pallone sulla posizione di Davidovic. Rahmani, Mario Rui, cambio di campo, viso complicato, ci mette il tacco però Zielinski, Osimhen impreciso, brutto. gioco pericoloso, va a vedere il pallone a Fabri, punizione di seconda per il Napoli. La gamba tesa, Purtroppo spedito con il piede in alto su Zielinski. Prende soltanto il pallone, però il piede martello è sempre un segnale d'allarme per gli arbitri, per cui viene rischiando fallo per questo motivo. Infatti fischiato il gioco pericoloso il direttore di gara. Adesso deve andare a sistemare qualcosa. L'arbitro di Ravenna, che l'anno scorso è stato quello che ha estratto più rossi nel nostro campionato, 26 in 12 partite, di cui 3 dirette. Guardate, Mario Rui. Anissa! No! Al pareggio del Dai! allontana Lazovic, grande stacco di Anghissà su un cross morbido e molto preciso. Il pallone respinto dal Montecchio, non tipo superato. Fortunato il Napoli in questa situazione, ancora una volta palla inattiva importante, giocata bene, con i tempi giusti, poi centimetri di Anghissà ha fatto la differenza, veramente sfortunato. Ha segnato l'Hellas, ma Napoli ha già costruito 2 occasioni per pareggiare. Sale Kim. Mario Rui prova la palla di prima verso Osimhen, un tipo leggermente in ritardo ma comunque in tempo. Kvaratskhelia, fermato, Tamese, contrasta, Zielinski. Oh, sì! Traffico che spiega anche il destro, risponde Gunter. Chiuso fuori, Di Lorenzo. Quindi non me ne voglio tornare per complimenti. Bene. Non perde 21 ore. Zielinski prova da passarsi con Kvaratskhelia che ha idea di superare sullo spunto Faraone. Buona l'idea ancora del nuovo esterno del Napoli. Buona punta, Kvaratskhelia come sempre ben piazzato. Insiste il Napoli. Di Lorenzo è arrivato e Zielinski lo ha servito. Brutta palla, Di Lorenzo, brutta palla! Preciso il suggerimento del numero 22 del Napoli. Buona l'idea, cattiva l'esecuzione, troppa forza, bastava soltanto superare il proprio avversario per dar la palla. Ha reagito, sta già creando 2 o 3 situazioni dopo il gol. Fallo pieno. Quello colpito da André Frank Zambo Anghissà. Un po' di tocca, no? La partita deve arrivare in gol, perché non è troppo gol, non essere troppo sommo. Anticipo di lasagna su Kim Merete, chiamato fino ai confini della propria area di rigore. Ha fatto una gran parata sul tiro di Ongla. Alex Merete. Una parata, è pure sfortunato su io. Quando non viene va bene. Tamens torna da Davidovic. Uè! Bravo! Solamente a pallone e non ti può lo sbatte via, quasi lanciando Lazovic dall'altra parte Merete. Lobotka. Per quello che mazzo, che non guasta. E quello è il più importante. La seconda Esatto. di questa prima giornata di Serie A, quella fra Juventus e Sassuolo, la troverete Non ci interessa. a partire dalle ore 20, prepartita poi calcio d'inizio. Per tutti i campi stiamo pensando che lui Mario Rui torna dal coreano, Lobotka, calamita un altro pallone. Rahmani.
Lo sanno. La palla si può perdere. Bellissima. A dormire li mette, a dormichetta su mamma mia. Kvaratskhelia, imparate a dirlo immediatamente, i like. Lozzi Lozzi, bravo. E anche il colpo di destra, riempire l'aria, ricordiamo. La prepotenza, la voglia di spaccare del Giorgiano che è andato bene sulle spalle abbiamo visto già Questo bisogna dire che non avrebbe potuto fare. Può dire, penso che si può dire. Grandissimo, se voglio capire, intervistatelo subito. Ottimo sviluppo, bravissimo. Comunque il Napoli dopo il gol ha reagito subito, ha creato 2 o 3 situazioni molto pericolose. 1-1 subito al debutto. Bravo Kim! Guarda, Non c'è spazio per Kim. Ecco qua, mere, Troppo lunga, ha le mani sul volto lasagna perché questo riuscirà comunque dagli highlights si vede, vabbè, che quella era probabilmente il più forte del campionato. Ogni tanto ce le ha queste cose, fallo da dietro, signori, devi cominciare a morire. Spalletti infuriato, io penso che in questo caso Lobotka stava conducendo palla libera e Osimhen è venuto incontro, lui probabilmente vuole la palla nello spazio e c'era qui lo spazio. Infuriato e spiritato Luciano Spalletti. Non ho capito, sul fatto, non perché Lobotka ha sbagliato il concetto. Penso dopo Giornalisti disonesti. 93 falli, 0 munizioni in gioco. Quindi non c'è niente da fare. Juric, poi Tudor, adesso c'è Cioffi. Il Verona resterà la squadra più fallosa del campionato di Serie A per sempre. DNA. E DNA. Non fanno più la telecronaca. È un film che... Bene, sì. Non l'ho capito. Forse teste, roba da stamattina. Giusto che continuano per 2 mesi. Sì, giustamente. Veramente. Stamattina. Vacanza, Non è male, a me piace quella solo col sonoro. Che capito? Si soffre, ma Penso che la abbiamo detta. quelli della tua terra. Questi sono presi per la mia terra. Bene. Bravo. Ok. Bello. Dai, vai, lo sa. Lo sanno. C'è Kvaratskhelia che lo segue a rimorchio, che va a fallo in mezzo Osimhen, ha alzato la testa del Giorgiano. Non si sovrappone mai. Ma non per lui, è Spalletti che gli ha detto di vedere l'equilibrio. Eppure, via. Anticipa Osimhen, esultante Kvaratskhelia. Spagmani accorcia usando le mani sull'arbitro, testa la problema del tempo dopo solo ripossare. Daniele,
Succede, succedono anche cose così e bisogna stare calmi. Qualcosa anche per piacere pulire. Diventiamo virali se succede qualche Qualche disastro. Bottiglie che saltano in aria. Ah sì, io lo Può riprendere con le mani a Mione. In avanti a Mione con Anghissà che recupera il pallone ma solo per un attimo. Poi gioco, vi prego. Sarà da verificare. Vai, bravo Kim. Batte con Kevin Lasagna che si porta via il pallone, il nuovo centrale del Napoli. Bravo Kim, legge questa situazione, forse Lasagna era un po' al di là dei difensori, però bravo a recuperare la posizione, recuperare il pallone e giocarlo lucidamente. Lobotka porta sparso il pallone, poi Kvaratskhelia cerca di restituirlo. Lo recupera lei. Dai, poi il fallo devi cominciare ad ammonire. Bravo giocatore georgiano che si fa sempre vedere in queste situazioni in uscita quando i compagni sono in difficoltà. I giocatori del Verona molto aggressivi, alcune volte sono riusciti a prendere, in questo caso è arrivato in ritardo e ha commesso fallo. Mario Rui pronto a battere la punizione per il Napoli. Kim 2 minuti più recupero che sarà significativo visto che c'è stato anche il cooling break. Anghissà si ferma Lozano che aveva provato ancora ad infilare a Mione, lascia il pallone per Vai, c'è zero. Anghissà di nuovo Bello. l'opzione Kvaratskhelia che punta Faraoni, crossa morbido no, con la sinistra sul primo paio e il pallone verso il secondo. Lì è mancato Lozano, Senti che paura che la scheda non doveva crederci attaccare l'area, invece rimane fuori. La palla era anche giusta, forse un po' lunga, ma in quella situazione non è arrivato proprio nessuno. Perfetta invece questa del Zucchi per lo stacco prepotente e vincente. Quante del Giorgiano, sostanze sa? Oh sì. che avesse personalità oltre che numeri, si era capito subito che potesse pensare un debutto del genere, forse no. In testa Kim. Osimhen è riuscito a superare il filtro di Gunter, 80% di possesso palla del Napoli. Che però ha avuto Sono numeri veramente per capire, per far capire quanto è ridicolo da vedere. i minuti di recupero. Un po' trattenuto da Mione, ma si può giocare. Kim. Mario Rui. Kvaratskhelia. Lobotka gli indica la strada e prevede di circumnavigare l'Hellas passando dai centrali. Di Lorenzo. Non incrocio sul lungo Kim, gioca vicino per Di Lorenzo in posizione di playmaker, arriva anche Zielinski. Rahmani, Anghissà. Lo sanno, esiste la tentazione di dare subito la palla di ritorno, forse perde un po' il senso dell'orientamento con Amione che recupera e rilancia, iniziati 2 minuti di recupero. È rimasto Rahmani proprio terzino. Lobotka. Buono. Ritorno di Zielinski. Ma provaci pure. Ma buono. Ah no, le mani addosso. Sbilanciato da Ha buttato anche la palla contro il guardalinea. Mi sta fermando i soldi. E se l'è tenuto pure l'arbitro. L'ha mandato a fanculo in faccia. il centrocampista camerunese. Non si può giocare a pallone. Guarda. Boom, boom. Mano che gamba. Sempre Mario Rui e Zielinski. Facciamo partita, C'è uno col mancino Prendi sulla destra. Al 46esimo lavati col culo. Si può andare. Mario Rui taglia con il sinistro, Gunter anticipa e mette fuori.
Lobotka insiste. Kvaratskhelia. No, fanno fatto. La fa. Passa, la fa anche frenare per Chissà. Ah, no. È arrivato in tempo, allora l'attaccante cancellando. Anche questa è una giocata di qualità. Qualità, bravissimo, perché poteva senza dubbio mettere la palla, ma visto l'inserimento che non è il primo di Anghissà, dall'altra parte, da mezzala destra che si inserisce sulla Sì, che sinistra. manca poco, Bravissimo. Angolo, tutto da dentro. Si chiudono questa corsa per il Napoli. Quello che tappa. Ancora Margheriti. Bello! Grande! Gol fotocopia delle attesa con la situazione con la zona sul secondo palo, si aspetta la spizzata. I bambini sono il futuro. Il pallone arriva lì. Questo sarà un grande regista, io lo presento prima, perché poi dirlo dopo è facile. Questo sarà il regista del futuro. Bravo. Questo è il calcio d'angolo di Mario Rui prolungato. È bellissimo! E quindi assist di Di Lorenzo. Nella frontiera nigeriana del Napoli. La leva enorme di Cazzato, veramente, perché quelle gambe lunghissime. Che cos'è? Che piace? Chi piace chi? Ma quante polemiche! Quante polemiche! Sicuramente, ma quello è... È stato straordinario Osimhen con quella gamba, era lontano dal pallone ma è riuscito a coordinarsi, a colpirla per mandarla in porta. Sembra più facile, ma non lo è. Ma proprio non è accaduto, non credo che stanno. Vantaggio però assolutamente meritato da parte della squadra napoletana. E grazie al Numero di occasioni. Sicuramente sì. Ci è arrivato sull'ultimo. Ok. Sul campo dell'Hellas Verona. Attenzione all'esterno. Si soffre. Amici bellini, si soffre. Ma se vado fuori al balcone, qui sento la connessione resiste sempre. Devo andare all'anello inferiore del... Amici bellini, allora parliamone. Che voi non sapete io dove sto. Secondo me io riesco a girarla questa telecamera. Speriamo. Non so come fare. Cam così la spengo. Invece more layout, non lo so. Allora per non saper né leggere né scrivere, io faccio così. E si vede. Lo stadio. Ci rendiamo conto, cioè io lo so che la partita è a Verona, ma io sto comunque allo stadio. E anche le luci accese. E ci sono le luci accese perché qualcuno se la sta guardando privatamente. Ci deve essere qualcuno che ha messo un mini schermo. Belle. Bene, allora io vi bacio a tutti, faccio un giro di saluti perché lo sapete col cellulare è complicato. Allora Francesco L, Talis Stone, Gianluca Manzo, Francesco L, Gianluca Manzo, Fablo Versatile, Kvaradona, calma con questi nomi, gli amici bellini, Giuseppe C, Daniela, Rossana, Carla, Nicola, Giuseppe, Nando, vedi? Che meraviglia. Grandi tutti voi. Sal, Michael, Angioletta che non può mai mancare. Ok, ragazzi, primo tempo di dominio, non c'è dubbio. Michele vi vedo, il principe dei bellini, vedi? Kim, sì, sì, è giusto quello che dici, Francesco, è giusto. Deve capire alcune cose perché sennò poi andiamo in difficoltà, però ci sta dimostrando il potenziale. Stefano, un abbraccione. Pepsi Pep, Alessio, siamo pazzi, siamo una squadra pazza, dominio assoluto, non abbiamo punto abbastanza in attacco, poi serviva lo schiaffo e siamo, io dico, un grande Lozano, un buon Zielinski, sta pure Camilla, il regista del futuro, vedi? Camilla ti saluta, in bocca al lupo al regista del futuro. Ciao, Vedi? grazie. È importante. Alfonso 80% sì, che poi io l'avevo detto all'inizio che chissà se era 80, ma ce l'hanno confermata. Ciao Giuseppe, Lobo è ovunque, è vero Nicola,
è proprio vero, è potentissimo fisicamente, ma si può dire, zitto, ma si può dire. Maurizio, un abbraccio a Alessandro Fiore, Jenny Lopez. Jenny, io ti vedo sempre pure molto attivo su tutte le altre chat di tutte le cose del Napoli, siete fantastici. Andrea dalla Moldova, grande Andrea. Kim, grande del primo tempo, sono d'accordo. Deve stare attento quando lascia il buco, ma devono essere anche bravi gli altri a capirlo, ragazzi, perché può essere un'arma. Può essere un'arma che può pure funzionare, un po' di superiorità numerica, perché questi stanno tutti chiusi dietro. Stanno tutti chiusi dietro. Prendiamo dei gol assurdi, è vero, questo non è cambiato. Un abbraccio a Emanuele Simeoli, alla grande, alla grandissima. Questo non c'è dubbio. Quando saremo al top ci divertiremo, secondo me. Sì, Massimo, ma più che il top, che sicuramente la forma, tutte le squadre un po' di Serie A sono un po' indietro. Ci piace un po' che sole, un po' di sole si vede. Serve l'affiatamento, perché sono tutti nuovi, quindi certi automatismi. Avete notato che non accentriamo più la manovra tutta sulla sinistra, perché oltre a Kvara hai anche Lozano, e non avendo Insigne che è molto accentratore di manovra, si alternano le due cose, e a me Lozano mi sta piacendo molto oggi, molto, molto vispo l'ho scritto, e quindi si può essere un pochino più imprevedibili con i cambi di gioco. Questo arbitraggio all'inglese, perché poi dobbiamo parlare sempre, Mauro, dell'arbitraggio all'inglese che ci hanno detto, e poi dobbiamo vedere alla fine del girone d'andata quanto all'inglese è stato. Vedremo. Allora, Francesco Fucci, grande. A Gioletta, Kim è partito titolare, vuol dire che Spalletti si fida. Sì, ma non c'è dubbio. Quando Kim, ancora prima di arrivare, Spalletti ne parlò molto bene, se l'è studiato molto bene, ha parlato di un giocatore top, e quindi c'è fiducia nei suoi mezzi, anche considerando che insomma ancora con la lingua sta imparando, passa, sali, salta, eccetera, eccetera. Bene, speriamo, Silvio, io me lo auguro. Pure lui ha avuto tanti problemi fisici l'anno scorso, quindi quest'anno potrebbe farci rivedere le cose belle di 2 anni fa. Mario, anche Zielu mi è piaciuto, sì, sono d'accordo. Cinzia, buon primo tempo, bisogna continuare a ritmi alti, senza dubbio, importante fare punti. Sì, mi sta piacendo Zielu. Ciuchi tosto. Ma senza ma comunque, Nicola, devi ricordarti che anche Spalletti, l'avete visto nel cooling break, che gli ha detto un sacco di cose a Ciuchi. Ciuchi è uno che deve essere pungolato, secondo me, sia tatticamente che mentalmente. Comunque Ciuchi con Gattuso fece un grandissimo campionato. Un Napoli molto fluido, Marco, bene. Kim mi sta piacendo Kvara. Che abbiamo ovviamente gli occhi su di loro, che sono i nuovissimi. Ha fatto pure una bella parata, Meretti. È stato sfortunato che poi su quel calcio d'angolo c'è stata un po' una disattenzione un po' grave tra Osi e Di Lorenzo, che non sono saliti subito. Mario Rui se l'è perso, insomma su quella spizzata devi stare sempre attento, ma d'altra parte anche noi abbiamo segnato così, quindi capita. Un buon Napoli. Chi noi Kvicia Kvaratskhelia. Per le griglie, questo è uno scontro diretto. Allora, le famose griglie grigliate, ragazzi, io le capisco le griglie, Io ho voluto mettere il Napoli quarto per anti-scaramanzia, la contro-scaramanzia, però io le capisco, anche le altre squadre o giornalisti che non seguono così, che ci mettono la Roma davanti, perché anche per giustificare un po' quell'entusiasmo che ci sta a Roma, perché stanno tutti entusiasti, allora gli dai ancora più entusiasmo, li metti in Champions League perché hanno fatto un buon mercato e cliccano, si leggono i giornali, eccetera, eccetera. Questo poi alla fine il lavoro del giornalista finale sarà questo. Quindi io capisco sia youtuber, opinionisti, giornalisti che ci mettono quinti, perché quando perdi Koulibaly, Ospina, Meret chissà se lo vedi, Mertens, Insigne e gli altri giocatori che li devono sostituire sono ancora delle incognite, perché li dobbiamo vedere sul lungo. È normale che uno dice si sono un po' indeboliti. Che ho fatto? Intonaco. Però se vanno bene le cose, vanno bene.
Tore, Lozano Zielu molto meglio, Kvara e Osi, beh. Un abbraccio gigante a Tore Falanga, sempre splendido. Luigi Della Vecchia, squadra che potenzialmente può diventare più forte di quello precedente. E mi piace questo messaggio, Luigi. Amici bellini, leggete bene. Mi piace, squadra che potenzialmente può diventare più forte. C'è fisicità, c'è velocità, c'è intraprendenza e c'è probabilmente meno infrastrutture mentali. Ma se io la faccio così la live, sto proprio di adesso, quando gliela tolgono la vai a Massimo, non gliela tolgono mai con quel culè. E c'è stato pure quel momento in cui l'aveva quasi persa, ma c'ha il baricentro e l'ha subito ripresa. Sì, vero Fabio, vero. Possiamo ingolosirci piano piano, Nello. Prima o poi ci ingolosiremo, ma piano piano. Non ti vedo abbonato, vedi bene di risolvere. Tutti gli abbonati che vedo, vedi, devi risultare così, con questa cosa così, perché poi, vabbè, ma questa è una cosa che poi risolviamo appena torno in patria, lo so, mi capirete. Saluti dal Belgio, Giovanni, un abbraccio gigante. Tolto il gol, sì, allora uno se l'è mangiato, non c'è dubbio. Però sto notando che sta facendo un lavoro particolare richiesto da Spalletti di venire incontro e cercare di dialogare. Non è nelle sue corde, lo sappiamo che su questo deve lavorare, però l'idea c'è, secondo me è giusta. Spalletti, dato che Gunther lo segue sempre a uomo, se Ossi si viene dentro e poi possiamo inserire Zielinski, Kvara che riempie l'area, Lozano che si butta dentro, si potrebbe trovare un po' di spazio. Icaru, sto urlando, non lo so se posso urlare, tanto è Ferragosto. Icaru, amico mio, come stai? Come vedi? Anche io, però non ci siamo incrociati, ci dobbiamo incontrare o a New York o nel tuo Giappone. Sì. Tifosotti, finito di piangere come dice Osi, ora non godete. Quindi Osi, quella cosa, il pianto di chi era? Dei tifosi? Sta cercando, quello sarebbe il movimento da fare, ma ci sono pochi tempo per diventare come... Vero Cinzia, l'ho notato, si alternano la marcatura uomo su Kvara, lo sanno che è pericoloso. Vedi? Mi senti pure tu? Perché poi, essendo Ferragosto, non c'è sta nessuno a Napoli, è bellissimo. Questa è una Napoli che piace. Mi viene un po' di mal di mare se faccio così. Baby Fox! Luigi, io lo posto, non so che cosa stai scrivendo, ma sicuramente qualcosa di intelligente o di interessante. I rumori di Napoli sono tutta un'altra cosa, senza dubbio. Che coscia lunga. Ma ecco, per esempio, quello è un gol che fai se c'è la coscia lunga. È proprio, c'hai ragione, Angelo. Ma devo approfondire, Fabietto, è bellissima sta cosa. Il conto dei pali, bravo Carlo. Anch'issa, il palo di Anch'issa. Lo podcast sontuoso, Kim Tosto e Kvara che tenta la giocata. Sta alle 3 del mattino per il Napoli, vabbè, il caro è straordinario. Kvara sta prendendo le misure con la cattiveria dei difensori italiani e questo è un gran test perché il Verona è un esempio di tutto ciò. Ragazzi, mi dite a quanti like stiamo? Perché ci sono 200 persone in live e io sono forza. Mario, intervieni. Un bacio gigante. Intervieni immediatamente. Inizia. Ma io sto qua. Mario Pirolla, il che fare? Grande. Con orecchie a te la partita. Ti bacio e ci vediamo prestissimo. Salutiamo la tua fuorigrotta, Alessio. Solo 174 non ci siamo. Saliamo a 200 un attimo. Poi dopo ne parliamo. Losco. Cambiano i giocatori, cambiano gli schemi degli allenatori, ma i pali ci sono sempre, non c'è dubbio. Grazie a te Nicola, grazie a te. 186, vai. L'esultanza del pianto è di Mbappé. Ok. Alessandro invece da New York, che mi saluta. Camera con vista. Ma già organizzata, Ale.
La pizza di Amici Bellini a Ribalta, sì. Super vessati. Non lo so, lì sugli schemi, ragazzi, non lo sappiamo come si devono organizzare, non sappiamo mai. 80% di possesso palla, pali per sempre e da sempre, senza alcun dubbio. Signori, io rimetto la postazione perché tra poco ricomincia. Dobbiamo rimetterci alle stesse posizioni di prima perché sennò non esiste proprio. Dato particolare, ma che fotografa quello che è stato lo stato d'animo della prestazione del Napoli al primo tempo. Stato d'animo dalla squadra di Spalletti, che il pallone ce l'ha sempre avuto, di conseguenza Abbiamo fatto un buon caso, quelli spesi dall'Hellas Verona. Si muovono i giocatori delle panchine, ancora un po' di riscaldamento, ma stanno per tornare le squadre. Allora, premium spot per noi, e poi secondo Punisher almeno fino al 26, il 25 tutti a Legend. Organizzatevi, vedetevi i video, sapete bene le cose. Chi sta a Napoli mi deve venire a sentire a Legend che si suona. Ok? Vi bacio, vengo subito, non ve ne andate. Ciao. No, Vediamo pure noi. sì, no, ma non si muovono. ampliare i tuoi orizzonti. Sì, sono elettriche e sono anche. Ciao Francesco. Portate un po' di pazienza che torno subito. Andiamo da Giovanni Barsotti sul prato. Sì, Stefano, non ci saranno cambi per questo secondo tempo, non si è scaldato praticamente nessuno, si è scaldato però Juan Jesus, lo sapete, fa parte della narrativa del Napoli, è un po' lo spiritoso del gruppo che tiene sul morale, ha scherzato anche con i cameraman, quindi situazione rispetto a come abbiamo lasciato 15 minuti fa la partita, adesso decisamente più rilassata, almeno al rotocampo, però le squadre ancora devono entrare sul terreno di gioco. Vediamo anche come rientreranno, come saranno accolte da queste gol. Sta rientrando proprio il Napoli guidato da Victor Osimhen dal punto di vista dei segnali, dei messaggi, cose molto importanti qua al debutto, dei palazzi mediali, anche delle giocate, delle prestazioni, una personalità mostrata anche a livello tecnico, e la presenza di Osimhen in un momento caldo, in un momento nervoso, l'ultimo pallone del primo tempo l'ha zappato nel suo passo. Esatto, proprio nel momento più complicato del match, a pochi minuti dalla fine è riuscito a leggere la situazione, a inventarsi questa palla e essere decisivo. Nella prima parte aveva avuto anche dell'occasione, era stato un po' impreciso, con possibilità poteva far più male. Però ha detto bene, prova questo, anche Kim credo che a parte un paio di situazioni in cui ha subito un po' l'aggressività di arrivo, si è comportato bene. Eccolo, convinto, ritorna sul terreno di gioco. Victor Osimhen, rientra anche l'Hellas di Kevin Lasagna, quarto gol come dicevo della sua carriera con il Napoli, la prima partita di un campionato che vuole assolutamente saltare, giocare non solo dalle dichiarazioni ma anche delle prestazioni di quest'estate. Si sistema Kvaratskhelia per iniziare una ripresa senza cambio. Allora, schieramenti, l'Hellas in campo con Davidovic, Gutter e Avione. Fluido! Corri! Con Glata, Messa, Ilic, Lasagna e Henry, le due punte della formazione di Cioffi, mentre un tridente il Napoli Me lo chiami un attimo, è successo qualcosa. forte anche nel giro in Spagna con i tre centrocampisti della volta, Zielinski e Anghissà, di Lorenzo, Armani, Kim e Mario Rui, con il porta Meret che ha ricevuto fondamentalmente un tiro oltre al gol di Lasagna su cui non poteva fare assolutamente nulla, e ieri sono È crollato a terra, No. rovinosamente. Va bene, va bene. Sì, questo ci dovrebbe essere un fermino qua che non c'è. È successo un casino. No, ci siamo. pronto per l'inizio del secondo tempo. Momento. Primo pallone con Gutter che cerca di calciare lungo, colpisce per Osimhen. Ilic contrasta Anghissà che mantiene l'equilibrio. Ilic però alla fine all'ultima parola esce Kim, perentorio per Anghissà ma troppo corto. Ogla, un po' di confusione che questo è uscito nel Napoli. Tiene tanto palla, lo bocca alla sposta, insiste per Concentrati. Ilic crossa con il testo, Kim ben piazzato. Come nel primo tempo, Kim bravissimo nella lettura dell'anticipo, poi porta palla e poco lucido. Ancora una volta una scelta sbagliata, poi invece a suo agio in mezzo all'area, con i suoi centimetri, ha liberato una palla importante. Gutter
Henry prova a mettere giù il pallone, ha mostrato lateralmente le mani a Mir Rahmani nel caso del centravanti avversario, ha pizzicato a fare le punizioni per l'Hellas. Prova a salire anche Davidovic, che si aggira Ilic e si propone per un gioco corto. Che è successo? Niente di che, sta attaccando il Verona. Kim padronissimo. Ok. Bello, bello. Allora, sto posto. Faraoni. Sta ricordando tutti i soldi. Champions League. No, Ogni tanto non proprio. prendono delle pause. Che dicono, oh, ma devo insegnare video con l'altro. Madonna mia, no, però qua secondo me veramente potevo uscire qua. Secondo me qua potevo uscire. La devo rivedere, però non è possibile così fare. Cioè, sei infortunato in festeggiamento. Henry, anche lui nel debutto, piazza la firma, pareggia l'Hellas Verona, colpo di testa di Henry con la difesa del Napoli, che si va a trovare schiacciata e ferma. Troppo passiva, poi è bravissimo Faraoni a trovare questa situazione. Lui salta esattamente tra Kim e Rahmani, trova quello spazio, bravissimo a colpire, a volarla, imparabile per La prima gioia di Henry con la nuova maglia Napoli che l'ha colpito all'ultimo secondo del primo tempo, Hellas che lo riprende in avvio di ripresa 2-2 e l'espressione Spalletti eloquente. Pensieroso Spalletti, è stata proprio una situazione in cui Henry è riuscito a trovare lo spazio tra i due centrali. Stanno in vantaggio. Tutto Kim inutile. un po' troppo avanti, Rahmani un po' troppo indietro, lui bravo a inserirsi in quello spazio. Sembra che un problema per Lasagna, credo durante l'esultanza, un colpo evidentemente al naso con del sangue che è uscito. Stavo con lo Spezia. Col Venezia. Venezia. Bella attaccata lui. Il resto le vede tutte. Sì. Anche l'ordinario. Due con la firma di Henry al 48esimo minuto, il Napoli deve riprendere ancora questa partita. Fabri, guarda Michele, Kim, Rahmani, Veramente, noi 6.000 sforzi, tentativi. Rahmani, guarda avanti, lo manca di indicare una strada in verticale, coinvolto invece ancora l'altro centrale Kim, Kvaratskhelia, Davidovic prova a tenere la sua danza, Madonna! come in occasione del nel primo tempo il Napoli reagisce assaltando subito. Subito, bravissimo il giocatore georgiano, questo controllo, fa sfilare la palla col sinistro, la fa passare bene questa palla, ancora una volta Lozano dall'altra parte un po' in ritardo, quella era una palla sulla quale bisogna fermare. Non ci ha creduto. Sesto corner per il Napoli. Rimane Zielinski vicino a Mario Rui che però guarda in mezzo e col sinistro 4 Il secondo, non è riuscito a metterla giù Lasagna, non esistere Kvaratskhelia, alla fine Ilic ad alleggerire. Rahmani di prima per un Napoli che non vuole allentare la pressione. Kvaratskhelia fa correre Davidovic, galleggia di sulla linea di fondo, tra l'altro però lo ferma. Aggressivo Kim, tutto buono per Fabri anche perché può giocare Lasagna, poi arriva il fischio del direttore.
Lobotka. Rahmani. Guarda come mi ha freddato questo gol, mamma mia. Chiamato palla in inserimento Zielinski. Niente, alzati e continua. Visuale per Fabri, che non ha fischiato. Bravo Gla in questa chiusura, ha letto il movimento di Zelenski, l'ha seguito e l'ha contrastato efficacemente. Ancora duello fra Kvaratskhelia e Davidovic, il difensore Vai. dell'Hellas che prova ad andare fuori, e Lobotka che tiene il Napoli lì. Rahmani. Lozano. Pedinato. Bello! Sì, e basta. Giallo. Ah! Ancora qualcuno! Quante volte lo deve dire? Quante volte? Susseguirsi, insomma, dal quarto in cui fallo per fare, quindi ha saputo già Ma gestire. niente, non sapevo che doveva fare. La Adesso Lozano Madonna, ancora a girarsi, un Questa è la fazzoletto. specialità di non serve Da collegare davanti. È riuscito a girarsi. È la sua specialità. ragazzi, sono 5 10 minuti per lui. Secondo monito nell'Hellas dopo Ongla. L'attenzione di Lorenzo Montipoli. Sempre i soliti due sul punto di battuta. Occhio a Kvaratskhelia che prova di inserirsi più lontano rispetto a tutti gli altri. Mario Rui. Schema che è venuto molto male. Molto male. Attentissimo Mario Rui. Una volta uno schema venuto male, in questo caso secondo me la palla di Mario Rui non era perfetta per fare questa giocata. Kvaratskhelia ha cercato di farla lo stesso, invece aveva tutto la lettura doveva essere diversa, cambiare idea, anche se lo schema era prefissato, fare una giocata diversa. Il Napoli qui ha rischiato. Anche se Oh. riesce a seguire il giallo, giallo, no? questa è il Napoli, se va però a riprendere. Mario Rui. Rahmani ancora per Kim. Ennesima salita del nuovo difensore del Napoli, che non riesce a trovare una via di comunicazione con Kvaratskhelia. Zielinski è lui impantannato nel traffico di centrocampo. Davidovic. Rahmani, Lasagna che si era disinteressato, probabilmente pensando di essere fuori gioco. Mario Rui. Alto Bello. il terzo sinistro del Napoli. Osimhen controlla, ma viene fermato da Bravo Lobo. fallo salire solo, che chiede subito scusa all'avversario. Arriva il cartellino giallo. Estratto da Emilia del Napoli. Cioè, io si fa la moneta di mano, le fatte 7. Questo è il pestone, Osimhen supporta Cioè, completamente no. dinamica di contrasto. Stefan Food, calcio di punizione, cartellino giallo. Difesa Kim. La Male. zona però agevole per l'Hellas con Lazovic che prova a giocare verso il Oh. Faraoni. Faraoni finisce giù alle porte dell'area di rigore, protesta il Bentegodi. Vediamo cosa ne pensa il VAR di Paolo. Osimhen. Bravo. Mario Rui. Estretto Buono, dalla vai Piero, fammi questo sogno! Sì! Sì! Ho detto che segniamo. Sì! Sì! Piano piano, purgato. Giocate straordinarie, tutte di prima. Mario Rui. Simile al gol di Jorginho in Coppa Italia. Roma. Bravo! Palla piena di Kim, non scherzate proprio, non me lo fate manco vedere. Bravo Che Kvara! palla, che palla. Classe! Che palla. Centralmente. Bravo, bello, bravo, freddo. Ma che palla Anche per qua, Zielinski, mamma mia. dopo la seconda parte della stagione scorsa, dopo i discorsi di quest'estate, un gol che è un messaggio Bello, in e che è un anticipo, qualcosa di contro pesante. tempo, il portiere. Messaggio un giocatore importantissimo lo scorso anno, secondo me non è riuscito a dare quello che ha nelle proprie gambe, nella propria testa. Quest'anno da mezzala forse non può sfruttare meglio la sua capacità di giocare in fronte alla porta.
Bravo attaccante, Pietro. spalla alla porta, secondo me faceva un po' fatica, ma inserimento perfetto, tempi perfetti, giocate, letture, tutto ideale. E sentiamo anche il nostro commentatore tecnico arbitrale Luca Marelli sul contatto fra Kim e Faraoni. Che devi sentire? Sì, contatto molto al limite perché Kim ha toccato sia il pallone che la caviglia destra di Faraoni. Come vediamo dall'immagine, nell'immagine frontale si vede perfettamente Fabri che è in controllo dell'azione, perciò la valutazione del contrasto aspetta solo in questi casi il VAR non può intervenire, anche perché l'eventuale infrazione era comunque fuori area. Ma tu devi dire che non è fallo perché ha preso la palla. Cioè, tutta questa chiacchiera. 3-2 per il Napoli dopo il pareggio di Henry, la stilettata di Zielinski e un'altra La fate, arriva però l'Hellas, la partita è aperta e veloce adesso. Bravo Rachmani. Con l'esterno si oppone Rachmani, Ottimo. prova anche ad evitare il fallo laterale, deve toccare il Bissano di Lazio che ci iniziare per il Ho fatto statistiche, 3 che ha poi con Regol non è possibile. E devono fare almeno altri 4 o 5 in porta di con calma di Lorenzo. Lobo. Cerca di Lobotka provato, solo quella. Non potrà proprio essere in difficoltà. Lasciate i like. La sensazione della calma. Si scordano i like. No, sempre like, sempre. Uè. Faraoni. Non riesce ad essere abbastanza il Don Max. comunque è buono per Illich, ce l'ha sul destro, vuole portarlo sulla sinistra, fuori per Faraoni che cerca il Ma no. palo diagonale che non riesce a anticipare Henry e poi il destro volante di Lazovic deve solo essere controllato da Neretta, rinvio per il Napoli, Giovanni Bassotti per il cambio dell'Hellas. Doppio cambio per Cioffi, entra Rezzos, esce Amione, entra anche Piccoli al posto di Henry. Poco fa Cioffi aveva chiesto a Lasagna come stessa, Lasagna gli aveva detto benissimo, e poi ti aggiungo un'altra cosa, l'esultanza di Spalletti per il gol di Zielinski è stato semplicemente indicare Kvara, come a dire merito tuo questo gol qui, peccato che Kvara si è perso, perché Mario Rui nel frattempo gli è saltato addosso e l'ha abbracciato per ringraziarlo per l'assist. Punto favoloso finché quello di Kvaratskhelia, doppio cambio invece di Cioffi, punta fisica fra alternanza fra due nuovi arrivi, anche se sono attaccanti con caratteristiche diverse, e dietro Rezzos inizia una stagione che spera possa finalmente tenerlo distante dagli infortuni che per lui sono state una piaga costante negli ultimi anni. Sì, penso che cambierà poco, Mani, l'attaccante Amione esce ammonito, probabilmente aveva paura anche di rimanere in 10, quindi da lì nasce l'idea di cambiarlo e cercare di essere più aggressivo sullo Zago. Andiamo per il 4, vai. Faraoni, Lasagna prova a mandare subito Piccoli, concluso però da Rachmani e Mario Rui che è il Bravo, Mario. fa in perfetto stile. Ancora Gunther duellare con Hanno vomitato anche sta. mezzo incomprensibile fra di Lorenzo e Kim. Un po' di precisione, Lazovic si propone internamente Ilic, lo serve Lazovic. No, Lobo, no! Perfetto di Rachmani. Rachmani. Lobotka. Zielinski lo aiuta a portare fuori il pallone per Anissa. Buona la profondità a Lozano, la copre Rezzos, allora non lancia Samuel Anissa. Palleggio del centrocampista del Napoli. Mario Rui. Reis. Lozano! Non c'è niente, non c'è niente, mi se n'è andato. Se n'è andato lo Zano, non c'è niente. Il difensore dell'Hellas che è rimasto a terra, Irving Lozano. C'è un tiro mezzo un'occhiata sull'osso sacro, proprio fa malissimo. Ha detto niente. Ha detto niente. Mamma mia, mamma mia. Questa invece la palla giocata dal Ma se tu non Kvaratskhelia, bevi il bacino di Zielinski e il nuovo vantaggio del Napoli. L'inserimento, lui non si è mai fermato, sapeva che quella palla sarebbe arrivata, conosce i suoi compagni, probabilmente l'intesa è già buona, sapeva che quel pallone sarebbe stato giocato di prima e se lo aspettava, è arrivato
tantissimo la gente. Mamma Il mia. gol numero 41 con la maglia delle Questo deve uscire. il 37esimo in Serie A, la partita della In questo caso parlano la quello. prossima. No, perché non è nazionale. Approfitta per fare il punto Cioffi. Scusa, se non fanno da giallo No, giallo no, sempre rosso. Marri, primo gol nella prima partita di campionato con la nuova maglia, 10° globale in Serie A dopo i 9 segnati l'anno scorso a Venezia e il 7° nel 2022. però se da l'azione scaturimo un gol a quel punto lì Sì, se è stato tipo un gol per loro. Portato fuori Lozano, la rimessa che il Napoli restituisce agli avversari. Siamo sempre troppo signori, sempre. Può tornare in campo il Lecce. Cazzo di sì. Una volta si sa che Piccoli deve elaborare Kim Ivic. Prova a scuotersi Piccoli, che l'anno scorso segnava la prima di campionato con la maglia dell'Atalanta, e poi non ha più trovato la rete. Attenzione. Piccoli verso il fondo. Fuori. Conferma Fabri il gioco per poter al limite andare a rivederla. Poi si mette la relazione, non è passato da Allora, l'idea di Piccoli col controllo a seguire è riuscito anche a smarcarsi un po' troppo lungo il pallone, però negli ultimi minuti il Verona ha alzato un po' i giri, sta riuscendo a trovare qualche spazio in più e con un po' più di precisione può rendersi pericoloso. Si muoveva Osimhen aspettando un rinvio lungo, poi evidentemente l'idea è stata cambiata. Dice che bisogna rifare Fabri nonostante la rete avesse trovato, chissà. Ma chissà come cambiato. Zielinski si è abbassato lui per cominciare l'azione. Osimhen, Mario Rui, Kvaratskhelia, captata però da Gunther. Jesus qualche problema di equilibrio, riesce a mantenere l'equilibrio, appunto, anche la freddezza. Sainz, Lazic, Largongia aspetta, fa passare Lazovic, poi va lui per il cross mancino con Mario Rui ben piazzato e anche lucido nell'allungare di Gunther, Kvicia Kvaratskhelia. Si resisteva al Napoli. Rachmani. Kim. Zielinski. Kvaratskhelia di prima, di nuovo per il numero 20, si cerca che si trovano i due. Mario Rui, Kvaratskhelia, Zielinski subentra, Tamese non lo segue, in orizzontale per Anghissà e intanto è salito Di Lorenzo. Prova a partire di nuovo da sinistra il Napoli per andare in mezzo, lo vodka. Lobo! è diventato grande. Guarda che ha fatto un gol da top player assoluto! Mamma, piano piano. No, vabbè. Tocco piano piano. Bello dove è entrato, noi. Noi ci abbiamo creduto, amici bellini, alla botta che all'epoca! No, il colpo d'abilità, fammelo vedere! Mamma mia! Da qua no, vabbè. Volevi fare Carella. Iniesta. Iniesta, Non si è trasformato in Iniesta. Non segnava dal maggio del 2019 in nazionale, a livello di club addirittura dal 2015, evidentemente nella sua crescita esponenziale. No, è stato la stagione scorsa ha fatto di Napoli. Disonesti! Non sapete niente del Napoli. Ma sei tipo un grande comunque si sta sempre. Oddio.
E poi la musica, no, la uè! È uscito anche un doppio cambio nell'Hellas Verona con l'ingresso soprattutto di Baracca alla seconda panchina consecutiva. E adesso sì, sta proprio Sì, tra l'altro Baracca è uscito qual è l'equivoco? Che avevano chiamato Tamese ad uscire con la maglia numero 61, poi in realtà Cioffi ha fatto una corsa per spiegare che voleva cambiare Ungla, hanno sbagliato anche il numero perché Ungla ha preso il 18 e hanno chiamato con la lavagnetta il 78, mentre adesso è il momento del 777, sembra Dark Polo Gang, ma in realtà è Elmas che entra al posto di Kvara, 7 per 77. Dopo che appena entrato peraltro anche il 7 nell'Hellas Verona, stavolta non sbaglia la lavagnetta e si prende già gli applausi dei 1000 napoletani arrivati a Verona. Kvaratskhelia che anche pesante un tempo bellissimo nel secondo. La qualità di questo giocatore la conoscevamo, non conoscevamo probabilmente questa personalità che oggi ha dimostrato in trasferta all'esordio. Ragazzo giovane, senza dubbio un esordio molto positivo. Non l'hanno fatto a tempo a presentarlo. No, pure letto che il 12, 13 e 14 stava in vacanza quelli della Lega. Sì, non accettavano i contratti. Di Lorenzo è in favore dell'Hellas Verona. Anghissà. Ha provato lo scippo Anghissà, quello che riusciva a mandare in Elmas si presenta così, finisce con una trappola preparata da Gunter e Davidovic. Rezos con sicurezza e proprietà tecnica è un po' isolato, però il difensore grego allora si ferma anche in questa calcio di punizione. È entrato molto bene, Rezos è entrato bene, aggressivo su Lozano, con lucidità, con la palla a tre piedi. Questo giocatore che era una grandissima promessa ai tempi dell'Olympiakos e che il Bayer Leverkusen prese per 17 milioni e mezzo. Poi sono subentrati problemi fisici, tanti prestiti, poco spazio come l'anno scorso a Verona. Adesso spera soprattutto di stare bene. Lo senta. C'è Osimhen, però andava per un'altra strada. Sono letture perché in questo caso era 2 contro 1, la profondità era coperta dai giocatori del Verona e doveva venire incontro. Probabilmente ancora una volta Spalletti, magari lo chiederemo a fine partita, si è arrabbiato moltissimo. Rezos, 21 minuti per recupero al termine con il Napoli ripreso a inizio secondo tempo, ma poi autore una doppia sgasata. Tamez, Barak, Tamez accompagna largo Lazovic, guarda dentro Tamez per poi andare sull'esterno, 1 contro 1 con Lazovic che crossa cercando Faraoni. Una versione troppo alta di piedi. Poco preciso questo cross perché l'area era occupata bene dai giocatori del Verona, ce n'erano addirittura 4, quindi una palla magari sul primo palo poteva essere una soluzione migliore. Ci fermiamo per il cooling break della ripresa sul 4-2 per il Napoli. Dal punto di vista caratteriale da segnalare ancora la reazione al gol subito, perché come nel primo tempo sono riversati tutti in avanti e hanno trovato il modo di riprendere il controllo del risultato. Sì, il rischio era proprio quello di farsi prendere, no, dalla foga, di riprendere subito la partita con tutta lucidità. Invece la lucidità a questa squadra non è mai mancata dall'inizio alla fine, sì qualche distrazione che Verona ha sfruttato molto bene, però grandissima lucidità con questo giocatore sugli scudi. Questo gol del 4-2 di Lobotka dal punto di vista dei titoli, il debutto scoppiettante di Kvaratskhelia che ha fatto assist e gol, ha fatto gol anche nel suo nuovo debutto in Serie A. Romero Lukaku, Quel sorriso, quel maledetto sorriso di Lobotka. Il protagonista di DAZN Heroes, contenuto che trovate sulla nostra app. Ogni mercoledì ci sarà un nuovo contenuto Ogni cosa si di mette DAZN Heroes. Vi segnalo mercoledì prossimo l'intervista di Villa Carlotta proprio all'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, sull'app da mercoledì. Non mi piglia da zona, ma no, state avendo problemi, ragazzi, fatemi sapere che niente posso fare. Vita! Famiglia Lobo in crescendo, Aveva funzionato
Da schiaffi la pianta. Poco dopo ha trovato il gol, ovviamente adesso No, Lobotka ha fatto qualcosa di... No, cioè non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo posso sapere. Non lo posso spiegare. Vedo come vi connettete durante il cooling break e non lasciate i like. Cioè, lo dice Daniele. Ce lo dico io. Senza dubbio, la linea difensiva da tanto in difficoltà, però Non c'entra, Francesco. Sì, vabbè, io distinto mi sembrava, però secondo me era difficile prendere il cross direttamente. I nostri tifosi stanno cantando il Vesuvio, benissimo. Sì, mi sono sono passati a anticipare direttamente, pure un'idea. Ma senza dubbio, Iniesta, raga, quanto costava Iniesta? Bravo, il biliardino come la metteva lui, proprio vero. Hanno scritto alla Ciro Mertens, il gol alla Mertens, perché in effetti che meraviglia. Oh, è ripresa ai costi. Sempre due centrali vicino a Meret, qualcuno che si muove davanti, ora però si parte dal basso. Elmas, proprio non sul posto ma allo spazio per recuperare. Gira Zielinski, né per Mario Rui né per Elmas, rimessa laterale per Lasco Faraoni, che prova a stimolare anche il raccattapalle perché il Verona ha il tempo per poterci credere. Ma adesso tu hai il tempo per poterci credere? Da Vidovic, cercando la testa di Giuric, che come sempre nei cieli avversari il temi bellissimo, arriva con la testa anche Rachmeier, però il secondo corner della partita dell'Hellas. Occhio qua davanti, ho detto bene. Dalla bandierina Ilic, non c'è l'assenso, Giuric vuole la battuta stretta, la vuole lui, Ilic prova ad andare verso Gunter che gira ma non trova lo spazio. ha tutto molto bene da parte del giocatore del Verona, i giocatori però erano già lì, probabilmente i giocatori devono allontanarsi un po' dal discreto del rigore e riuscire ad arrivare in quella zona di corsa, in quella zona di campo in corsa per essere più pericoloso. Giovanni Barsotti. Il Napolitano e Zerbin. In campo usciranno Zielinski e Lozano. Politano si mette alto a destra al posto di Lozano. Vediamo Zerbin perché sarebbe anche un attaccante esterno, un esterno all'attacco. Vediamo dove lo vede. Intanto in fondo. Bravo, cerca lo scarico a rimorchio, trova il calcio d'angolo esattamente punto in Serie A per Zerbin. Non era ancora in condizione. Cambia prima del corner Luciano Spalletti, dunque una ventina di minuti comprendendo il recupero per Politano che ha superato i impegni al colpaccio i primi minuti in Serie A anche per Zerbin. Esce Zielinski, l'abbiamo detto, un gol importante, Un gol per ritrovarsi, per diventare quel giocatore che secondo me può diventare per il Napoli un giocatore fondamentale, decisivo sia in fase di costruzione ma sia in fase di realizzazione. E poi Lozano, come ha detto, uno dei più in forma, soprattutto nel primo tempo, è riuscito sempre a essere una spina nel fianco nell'area. Ha creato un mismatch chiaro con Amione, ha anche servito l'assist per l'1-1 di Kvaratskhelia. Dentro dunque Politano e Zerbin del Napoli. Mario dalla bandierina prova a tiro, A meno che... Non te lo fosse Lozano? No, esatto. schianti su Posso di testa di punta, adesso quello di dell'ex Bari. Rachmeier. Esatto, Elmas... Vidovic va a pressare Zerbin che si è piazzato a sinistra nella sua zona di competenza dello scorso Mi fa tutto si via Frosinone, 9 gol e 3 assist. parte esterno sinistro, poi l'hanno adattato dappertutto. Cesena e Viterbo, che l'ha portato addirittura in nazionale.
Bravo! Bella. Sì. Ok. Quello che sì. Come di questi. Ecco qua! Oh, madonna mia! Quando entra, soprattutto nel risultato del sistema. Vicinissimo! Prima palla subito a puntare, a rientrare e poi cercare questo classico suo tiro a girare, poco preciso. No, di quanto? Segue. Zerbin che si è posizionato sull'esterno alto, Elmas invece è sceso a fare la mezzala al posto di Zelinski. Cricedo l'aveva detto mezz'ora fa, non è che adesso Svegliate così. Ancora Juric a dominare i cieli, non c'è però nessun compagno sulla sua sombra. ma dai, Il bacetto pure. dice non doveva buttare un bacio. Bravissimo a leggere il tempo, salta prima del proprio avversario, quindi spesso arriva prima, oltre ovviamente ad essere dotato fisicamente, ma veramente questa lettura che pochi attaccanti hanno. Finti due tiri di Perché testa. Juric lavora anche con petto e piede. Piano piano, che sta tutto focoso. L'anno scorso ha avuto la stagione spezzata in due dall'infortunio incrociato, partito a dicembre, era già rientrato nelle ultime due partite del campionato passato, ha fatto la preparazione a full, si esclude un piccolo affaticamento iniziale. Ilic premia il Nissa, lo allontana scaricando Tamez, Rezos, Lazovic. Prova ad aprirsi delle strade della Sverona. Tamez, Barak, Lobotka va a pressare Tamez e riesce a riprendere il Grande Lobo. Lobotka, Politano Vai, premia, esatto, esattamente! Spettacolo! Spettacolo! Calcio! Spettacolo! Questo è spettacolo! Politano che premia la sovrapposizione, Osimhen che fa la sponda. Spettacolo! Altruista a giocare questa palla lì dietro. Poli spettacolo! Ma Lobotka Parte tutto da Lobbo! Di Lorenzo, poi la sovrapposizione Politano lo fa sempre, lo premia sempre. Bello. Like! Tanti like. Tanti gol e tanti like. Sempre a tempo giusto, diventa Siamo primi in classifica, è fatta. E l'anno buono. Abbiamo fatto un gol più del Milan e fatto. Aspettavamo che un'altra conclusione come quella prima per in casa che invece così ha rubato 5-2 per il Napoli. Ilic. Sai ma qual è il problema? Che video vede tutte le partite qua? È la classica, no? La cosa classica, non posso prendere le gambe. Come vai? E poi cercare tutti i voli. Politano ha battuto l'arrivo di Rezos, calcio di punizione in favore del Napoli. cercare di rimanere in partita, cercare in qualche modo di riaprirla. Ovviamente è complicato perché il Napoli ha un controllo. Però hai giocatori. Sempre Lobotka diceva con Lobotka non è che tiene solo palla, è un animale a centrocampo, sono tutti un conquista fenomenale, si va a prendere un mare di palloni. Politano che la stagione scorsa fra tutte le competizioni ha fatto 5 reti e 6 assist, l'anno prima era arrivato a quota 11 gol. Diciamo che l'obiettivo di avvicinare la doppia cifra, visto anche le responsabilità aumentate quest'anno, Insigne è un obiettivo che deve avere questo giocatore. Deve avere perché ce l'ha nelle corde, è maturato rispetto a qualche anno fa, riesce, come dicevamo nella prepartita, la cosa più complicata è dribblare l'uomo e fare la scelta giusta. Lui in questo momento ha le letture giuste, come in questo caso, e quindi è un giocatore che ha nelle corde 10-12 gol, più tutti gli assist. Che bellezza. Eccolo Politano, la palla di prima che rimane un po' stretta. Rezos, Tamez.
dare lui Tames Ma c'è anche Sa. Ah, se ne va solo lui. Dai, Salmo. e provaci a sto punto. Palloni sanguinosi, questi qua in mezzo al campo. Ovviamente Anghissà Sta con il suo qui, passo, ma un giocatore va. importante anche per il Napoli. Anghissà che nella seconda parte della stagione scorsa non ha avuto la continuità che ha avuto nella prima, invece un recupero troppo importante per la capacità di inserimento, per la presenza. Cazzo può entrare? No, chi è? Olivero. Arriverà un altro debutto in Serie A, quello del nuovo terzino sinistro del Napoli, Olivera. Un'acquisizione importante, anche se Mario Rui è sempre più importante, viene da dire, nel suo ruolo. Ma lui, dalla bandierina, inizia subito il colpo di testa di Anghissà, la respinta. Ancora è pazzo! È pazzo completamente. Anghissà è pazzo. In apnea. Dove ce l'ha da centrocampo. Rivediamo il calcio d'angolo di Mario Rui, che lascia il posto all'uruguagio Olivera con la parata di Montipò, poi la ricerca dell'acrobazia. Ah, pure un ass. Fuori Mario Rui per il debutto dell'ex Getafe e fuori Sì. per l'ingresso di un ass, Barsotti. Torniamo dopo da Giovanni Barsotti. Che sembra andare a posizionarsi falso 9, attaccante centrale. Ovviamente recupera quella zona di campo con caratteristiche evidentemente diverse. Bello, bellissimo! Mario che ha fatto un ass! Politano ha fatto un ass! Ha segnato là. Ora vale 20 milioni di euro. Sta facendo che No, non fare finta, eh! Se non vi sei fatto niente, non fare finta. Quel punto poi i giocatori del Napoli si sono affrontati. Comunque l'apertura di un ass. Quell'apertura che ha fatto. E comunque sempre la Vodka da iniziare la cosa. Poi è sembrato facile il gol di un ass, ma questa palla incrociata è stata splendida per Napolitano. Ma è stato contro È stato contro il suo. Ah no, chi è Zerbino? No. adesso sono a numero perché Non possiamo dilagare. Segna il suo ottavo gol con la maglia del Napoli. Dai, E peraltro il primo che anche si di destro! Anche di destro, perché aveva una statistica curiosa fin qui: 7 gol con la maglia del Napoli, 4 in campionato di sinistro e 3 in Europa League, tutti di destro. Adesso ha rimesso un po' a posto le cose, le ha pareggiate 4-4. Se Zerbin La carica al calcio sportivo. sportivo. C'è il corso il Paolo che stanno parlando. Se la nulla non deve Aspetta indicazioni, evidentemente. fare questo se non la nulla ci fermiamo Una possibile posizione irregolare. No, non è una Uffa! Ma te l'ho detto, non ci devono far dilagare perché non esiste. Sta andando a rivedere il contatto nello sviluppo dell'azione. Sul tocco di un ass il contatto tra Montipò e Zerbin che Ma proprio niente, Dai, che Montipò che si butta e sta arriva all'asta. Quindi impedisce eventualmente a Montipò di rialzarsi e provare almeno a contrastare. Ma neanche se era Superman si poteva rialzare. Probabilmente non ci sarebbe arrivato su quel tiro, però in effetti impedisce anche di alzarsi, per cui lo ostacola. annullato il 6-2 del Napoli, ha annullato il gol di un ass per il disturbo di Zerbin sul portiere dell'Hellas. Stava spiegando al diretto interessato. Non sicuramente un episodio su cui si costruiranno grandi polemiche, visto il risultato abbastanza segnato. Povero ragazzo. In testa ancora Gioric. Kim anticipa tutti con in testa. Rezos la schiaccia, Politano la ritrova però anche schiaffeggiata con l'esterno del sinistro. Vodka, come sempre.
Dai, cosa faccio io? Unas pizzica di testa da centravanti puro, lui che centravanti puro non è, anche se è entrato con questo compito in questo finale, il compito che sarà dalla prossima partita, di alternativa a Osimhen o magari anche qualcosa in più di Giovanni Simeone, che oggi è grande assente di questo match, 17 gol l'anno scorso con l'Hellas, il passaggio al Napoli già sancito. Barak prova ad andare dentro, Rachmani in mezzo a due, Tony Barak lo ferma Di Lorenzo, che era il problema del disimpegno, cerca di aiutarlo a chissà preciso su Politano, ancora Di Lorenzo. Che belli! Bello. Napoli in fiducia. Il Napoli in fiducia giocatori di nessuno. Fai fare gol a Zerbini, ma bravo! Oh! Zerbini di cagna! No, però qua no. Un'occasione sprecata, poteva colpire di prima. Ferma, sto premiato come di prima, perfetto. Come la torta in culo, non c'è bisogno che fai lo scarico pure per ammirare così. Spalletti gli tirerà le orecchie lo spogliatoio. Probabilmente se le tirerà da solo, perché è un'occasione così idiota, anche per lui di buttare là di fare subito gol. È difficile che la possa ritrovare in questi minuti finali. Unas, Questo è Elmas, mamma mia. gioca di punta, Mamma mia, Dilaga. Non lo vendere. converge, stringe, accelera Politano, esce su di lui Rezzo, se vince il primo contrasto non il secondo l'ala del Napoli. Giuric non toglie spazio, chissà, lo spinge anche giù, calcio di punizione in favore della squadra di Cioffi. Ah, offside addirittura. Questo è il fuorigioco di Sì, Zerbini, da l'interferenza offside. su Montipò. Questo no, vabbè, lo chiamano fuori gioco quando tu sei attivo nei confronti del portiere, non lo fai. 89esimo per il Napoli, Questo è il motivo per è avanti 5-2, ha controllata sempre questa No, è... Non non c'è il fallo, è il fatto che è come se gli blocchi la visuale o i movimenti. Lo volta ancora l'energia per arrivare a pungere, tocca a lui per ultimo calcio d'angolo in favore dell'Hellas Verona. In panchina ne prende fiato Mario Rui. Non mai sbagliarsi di capitano. Ilic va con il sinistro, Uè. non c'è arrivato, Faraoni l'ha vista sfilare davanti, allora Piccoli deve ricominciare questo attacco per l'Hellas. Barak contrastato da Lobotka e Zerbin, si vede la rimessa laterale Barak, troppo specie vederlo fuori dalla formazione titolare. C'è però anche un discorso tattico, lui viene dalla stagione migliore della sua carriera con 11 gol segnati, giocando però da trequartista esterno, da destra rientrare sul sinistro, nel 3-5-2 di Cioffi questo ruolo non c'è, deve adattarsi a fare la mezzala. Sì, una soluzione deve essere trovata perché ovviamente Barak è un giocatore valido, un giocatore molto importante. Un giocatore come lui al 100% può fare la differenza in questa squadra, quindi senza dubbio Cioffi cercherà una posizione ideale per lui per sfruttare queste caratteristiche. Corner ancora per l'Hellas, 15 secondi più 5 di recupero da giocare. Sempre Ilic con il sinistro, corto, messo fuori dall'intervento di Lorenzo, prova a lottare Renzo, Spolitano in qualche modo si appoggia sullo Bosch. Lo mamma mia. Gira Lazovic, a questo punto è una contrattacca della squadra timida di Lazovic per Piccoli che invece non si fa intimidire. E ora apre, Ilic, guarda il taglio di Faraoni che aspetta supporto, cerca di giocare con il sinistro, Rachmani esce su Zerbini. Guarda un ass. Anche se Unas lunghe entrambe le squadre in questo recupero a cose fatte. Bella questa roba. Rachmani Ah già, ce l'avevo lei come risultato. Servizio, il pallettone ha fatto un bel lavoro. fa volentieri il centrale del Napoli che tenta il cost to cost seguito da Barak. Un po' ignoranza, Non si sa mai, il sentiero dell'anno. Hellas ovviamente qualche riflessione dovrà farla dopo questa partita perché sono già 9 i gol subiti nelle prime 2 partite ufficiali, per cui
La sconfitta col Napoli in sé ci può stare, però come è arrivata questa sconfitta che deve insomma far riflettere soprattutto l'ambiente. È una squadra che probabilmente ha bisogno di completarsi, ha bisogno di rinforzo, ha bisogno anche di trovare delle inquadrature, perché oltre ai gol subiti, queste autostrade che si aprono per i centrali, Kim si è sganciato diverse volte, Rachmani è arrivato adesso, il gol disegnato da Kvaratskhelia per Zielinski, insomma tante cose da Vodka per il quarto. Come hai detto giustamente, un cantiere aperto. Che numero! Se gliela tirava il Cristiano. Però insomma, Pure Zerbino. lampadina. Che il Napoli sul venuto alla Di Lorenzo, largo per il piano stato Zerbino, accelera Elmas, però non viene servito. Sì, spettacolo. Violea addirittura dei tifosi del Napoli. Cioè, quando stanno tranquilli che giocano. Kim, Rachmani, un'intesa ovviamente da costruire, quella fra i due difensori centrali del Napoli, una responsabilità che si dividono perché non c'è più Koulibaly ed è un vuoto che logicamente si sente. Aumentano le responsabilità per Rachmani, ma Kim arriva per essere un leader, per essere un punto di riferimento. Assolutamente, è anche complicato, è molto più insomma esordire da difensore. Kim migliorantissimo qua. La responsabilità è maggiore. Lo sapevo. Vedi, queste sono le cose proprio da vita. Già sappiamo che un giorno inutile. Su 5-2 che lo sperava al 93esimo, non sa da pigliare su cartellino giallo. Non sa da pigliare. Deve crescere probabilmente anche a livello di condizione Kim, che poi è arrivato in ritardo e quindi debutta con cartellino giallo. Ma è normale, non sapevi che Lo sguardo, in calcio di punizione nel favore dell'Hellas nel quarto dei 5 minuti di recupero. Molto tranquillo, Osimhen aspetta il fischio finale. Il sinistro di scagliato verso il secondo palo, non ho buona idea perché c'erano sia piccoli che Renzo, se la palla però è caduta in mezzo a loro. Lazovic alza questo pallone, Barak prova a servirlo, ma Rezis con terra. Ilic controlla di petto, lo controlla. Dai Oliveira, Ilic si porta sul mancino, difende palla, poi ci mette il piede Elmas, rimessa laterale per la squadra di Cioffi. Anticipo di Oliveira su Piccoli, poi Politano mette fuori Rezos. Ultimo minuto al Bentegodi. Lazovic prova a mettere un altro cross dentro su quale Meret deve lavorare. Faraoni è arrivato sul secondo pallo, ma il pallone non è mai arrivato da lui. Posso dire povero Demme? Che invece tra Sgruzza e Pieno, tra si chiudendo, manco per sbaglio. Sì, evidentemente proprio non lo vede a me. Vediamo se prova un ultimo attacco nella Sverona. Davidovic. Lazovic. È finita, signor arbitro! Carta canta. Primissimi. Le primizie. Allora, vediamo di parlarne fuori al balcone. Che si dice? Che succede? Siamo primi in classifica? Tra un poco gioco... mi cade sicuramente. Allora. Walter, grazie, sì, un pochino. Ah, questa è proprio roba di tramonti. Satisfaction, of course. Yes, Ivano, yes. Io in campo Lobotka, Anghissà e Kvara. Anche Zero mi è piaciuto molto. 5 minuti inutili non solo, ma è che il cartellino di Kim che non mi è piaciuto. Congratulazioni a tutti noi, ottimo inizio, Fata su cane,
benvenuto amico mio, ma vi siete iscritti al canale? Dani, non si sono iscritti al canale. Wow, vi dovete iscrivere. Ecco, io non lo so. Questa è un'altra cosa, che un ass è proprio è uno di quei giocatori che ti fa arrabbiare, perché ha delle potenzialità a livello di tecnica, di dribbling. Quel passaggio che ha fatto per Politano, una roba. E poi altre volte però dobbiamo essere onesti e dobbiamo ricordarcelo che alle volte si intestardisce, alle volte sembra svogliato. Questo è il Napoli, il famoso Napoli, è proprio un esempio del Napoli che quando sta tranquillo può fare quello che vuole tecnicamente. Vabbè. No, posso dire a Raspadori chi? Ah, i Tori. Ah, bellissimo. No, speriamo di no, Nando, e che diamine. Zerbin Maronna. Veramente, che peccato, azione bellissima, Elmas l'aveva premiato. Ma quello poi è la differenza, ragazzi, che non è tanto un fatto di età, è un fatto proprio di esperienza. Qua devo fare la cosa più semplice. E va bene, non fa niente, non ci possiamo lamentare dell'impossibile. State venendo tutti quanti adesso. Da New York, Maradona e tutto. E Marietto, e non vedi? E dove pensi che io stia? Ok, vai al Sassuolo. Ottimo inizio. Gioele dice forza Inter, anche va bene. Mi rendo conto che era una giornata dove la tua squadra aveva già giocato e quindi con un po' di curiosità sei venuto a vederti la live degli amici Bellini. Ci può stare, Gioele. Benvenuto. Iscriviti al canale che io parlo anche dell'Inter. 5 gol con 5 marcatori, finalmente si segna. Bene Giulio. Ragazzi, io devo compierare o lo diciamo subito che comunque Verona non ha posto resistenza, che siamo stati molto bravi, che il Napoli lo conosciamo bene, che alle volte dilaga, fa tutti questi gol e poi capita partito lo 0-0. Non fatemi pompierare, godiamocela senza dire questo è l'anno giusto, vedrete che segniamo 5 gol a partita, godiamoci questa partita senza pensare a niente. Un like al panorama, è spettacolare. A New York possono fare tutti i palazzi che vogliono, questo non... 6 falli per il Napoli, 2 ammoniti, 15 falli del Verona, 2 ammoniti. Mauro, fai bene a ricordarmi queste statistiche, non ci fa più paura il Verona. Peccato per il stesso gol, mi sarebbe piaciuto vincere l'Open di Verona, molto bello lo sfondo. Kim deve crescere, sì Davide, è stata un'ingenuità su cui Spalletti dovrà fare un discorso in coreano col ragazzo. Napolitudine. Sì, Marco, quando vuoi. Grande Gibernile, grazie a tutti ragazzi. 2 gol e un corner. Che bello, quanto era importante cominciare bene, quante volte ve l'ho detto, importantissimo, perché adesso un po' di fiducia, vedete che si può giocare anche meglio, tutti quei dubbi che abbiamo e che possiamo anche continuare ad avere, però iniziare bene, perché tutte le sorelle avevano cominciato bene e se deve capitare un pareggio stasera, magari, non lo so, sarà difficile, però se dovesse proprio capitare, almeno non capita a noi. Raspadori in campo, ci dicono, Raspadori in campo, vabbè, Raspadori in campo adesso contro la Juve, quindi uno dice non è un buon segno, non si sa, magari lo vogliono utilizzare proprio perché si sono messi da qualcuno, pensava pure si sono messi d'accordo, lo lasciamo al Sassuolo così gioca contro la Juve, ma noi non teniamo questi rapporti, quindi non credo che ci faranno questo favore qua. Però sì, potrebbe essere non un buon segno, perché tu dici allora loro ci puntano, non lo vogliono vendere. Noi Fabiano l'abbiamo lasciato a casa, Simeone non giocava. Nel primo tempo dicevo a Leonardo, ma com'è che uno come Lobotka che supera l'uomo quando vuole non si porta un po' più avanti per segnare? Ah, che bello Losco, che bello. Comunque questa è una cosa nuova, che lui ci ha fatto vedere a tratti l'anno scorso. Ha preso fiducia, adesso probabilmente Spalletti si fida anche al 100%, si può prendere. E sai cosa succede?
si parlano coi compagni, perché adesso che un Anghissà e uno Zielinski sanno che Lobotka ha queste capacità, queste caratteristiche, può lasciarsi gli avversari alle spalle, o no, Andrea? Quando i compagni tuoi, fai conto che noi stiamo giocando a pallone, dopo un po' tu ti rendi conto che io il dribbling ce l'ho. Allora, quando prendo iniziativa, io Lobotka, tu Anghissà dici, aspetta, mi mantengo e gli copro la posizione nel caso dovesse perdere, però già c'hai la convinzione che può andare avanti e lo copri. Certo. Questo significa poi lavorare insieme. Dimmi. Ho messo like. Ah, vedi, qua possiamo andare incontro, possiamo far crashare tutto il sistema. YouTube che parla con YouTube, 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 che parla... I feedback. Lasciate un feedback positivo. Amici bellini georgiani che ci stanno salutando, dicendo subito Kvaradona, li ho già influenzati. Lo so, Kvaradona poi qualcuno si può pure offendere perché noi siamo particolari, noi napoletani, non toccate a Maradona, non parlate di Maradona. Anche lo stadio non si dovrebbe, per me, non si dovrebbe mai chiamare Maradona perché lo dovete mettere un poco a posto. Che ho cesso, diciamolo, poi De Laurentiis ha ragione quando dice una cosa del genere. Però io lo posso dire perché è mio. De Laurentiis si deve pagare l'affitto e non sta pagando. Kvara, che giocatore! Oltre al like, al feedback, lasciate anche i like. Kim, good. My friend, very good. I liked him a lot. It was like, it had a yellow card that he could avoid it, but very good. I liked him. Raspadori ci dicono in panchina. Ah, allora è diverso. Kvarareka. Bello. Rituccia. Kim, very good. Altro che New York con San Paolo alle spalle, stai fortissimo. E non si iscrivono al canale e non lasciano i like, è una roba incredibile. Kim didn't play good. No, non ascoltare. Kim, for me... Ah, vedi? Bravo. I potenti mezzi per far vedere le statistiche. 26 tiri contro 6, 8 in porta, 66 sul possesso palla? Che il primo tempo era 80. Dai. E che c'è su L? La lampada porta fortuna. Lo so, Angioletta, che peccato, ci stava proprio bene. Che poi tra quello che praticamente, perché per la foga è andato contro al portiere e quell'altro che si è magnato vari gol, vabbè, non possiamo poi volere tutto. L'assist di Kvara a Zielu è una delizia, come poi il tocco di Zielu. Kvariante Napoli. Che cosa bella Kim, finalmente quando la situazione si mette male abbiamo un giocatore che abbiamo i nude, fammi bloccare. Blocchiamo i nude, vuol dire che l'algoritmo ci sta spingendo sui bot e quindi subito lasciate i like, state funzionando ragazzi, bravi. Parla Victor. Very good. Sono molto felice, era molto importante cominciare bene. Non è vero, non ha detto così. Però strano è che hanno intervistato a lui che non ha fatto questa grande partita tra gli altri. The team comes first. Sono quel tipo di giocatore, io segnerò per aiutare la squadra, però non penso a quanti gol voglio segnare io, metto davanti il collettivo spallino. Le solite cose, le solite frasi. Grazie Luca. Luca Leo, mentre la barca si chiama Ludoleo. I like di Ferragosto, come si fa?
Ciuccio Azzurro, auguri, grazie amici miei, grazie a tutti. La partita contro il Boto sarà più difficile, forza Napoli sempre. Sempre i pompieri domani, non ti preoccupare. Lo hai osservato bene, Azielu? Dai. Poteva e può fare di me? Sì, questo sicuramente. Calma, infatti calma. Io sono sempre un grande stimatore di Zielinski. Sì, infatti calma, Giorgio, io sono d'accordo con la calma. Stai diventando un leader. And of course, Quara is new to the league. I've been here this is my third season, and I try to implement the confidence in him. And of course, we can see he's a very good and well organized player, and I try to motivate him to go one-on-one regardless of the mistake he had made. And of course, we all made mistakes, but it's important for us Bello. to psych ourselves up, to try to encourage each other. I'm really happy. And before I had the Sì. he told me 2 minutes before, like he wants me to get a goal. I'm really happy he has the confidence in me also. Ok, è bello Osi, ragazzi. Osi, io ve l'avevo detto quando abbiamo parlato nel ritiro di quella scaramuccia anche con Spalletti, eccetera, eccetera. Osi, nel momento in cui viene meno la leadership di Mertens, la leadership, adesso lui sta eccessivamente nervoso perché vuole dimostrare di essere leader. Lui parlava, capito, il fallo, eccetera, eccetera, in difesa, eccetera, eccetera. Lui adesso vuole essere leader di questa squadra. Sappiamo che è complicato per un giocatore giovane, un giocatore che è molto nervoso. Il leader deve anche distribuire calma, però dalle sue parole si capisce bene, dice Kvara è giovane, Kvara è venuto quest'anno, Kvara è nuovo, io sto da 3 anni qua, come a dire adesso ascoltate voi me. È importante questa cosa perché il ragazzo ci tiene e vuole dimostrare lui adesso di essere quello che possiamo chiamarlo trascinatore più che leader, perché poi il leader è anche quello che deve mettere calma nei momenti di calma e lui questa calma di solito non ce l'ha. Analisi a caldo, partita giocata molto sotto ritmo dal Napoli, quello che non avevamo prima, riuscire a trovare trame di gioco differenti per arrivare in gol, fase difensiva da registrare, Napoli sì. Giusto Fabietto, tant'è vero che ci hanno fatto sapere che Spalletti chiedeva di non forzare la giocata. Sto cliccando cose a caso. Non forzate la giocata, fate girare il pallone, la difesa alta, tanto loro si schiacciavano e quindi non potevi trovare profondità. Gira finché loro non ti vengono un po' più addosso e poi puoi accelerare con una verticalizzazione. Lobotka già così in forma è preoccupante? Troppo presto? No. Il giallo preso alla prima, mannaggia Zambo capitano ci piace. Zambo è un altro che si imporrà come leadership. Che succede? Pagelle a caldo. Questo chi l'ha fatto? Il fantacalcio già fanno le pagelle, è una roba, allora Meretti gli danno un 6, prende 2 gol ma gli danno un 6. Di Lorenzo 6,5 che ha anche l'assist, giustamente. Rachmani 6, Kim 6. Guarda, io a Kim avrei dato anche un 6,5, ma per un fatto però giustamente viene ammonito e quindi ci sta. Mario Rui 6, secondo me è giusto. Olivera senza voto. Zambò 6, 6,5. Io Zambò l'ho visto dappertutto, sì, penso almeno 6,5. Bobotta 7,5, sì. Con gol straordinario. Zielinski con gol anche lui 7,5. Politano 6,5. Ottimo ingresso di Politano, ottimo impatto senza dubbio. Lozano gli danno 7 con l'assist. Forse anche un po' tirato. Sì, è perché comunque segna, è entrato proprio bene. Zerbin 6, Osimhen. No, se vuoi entrare devi entrare. Vedi, bisogna entrare. Zerbin 6, Osimhen 7. Osimhen tutto, gol, assist, ammonizione, proprio Unas VAR. Gli danno il voto. Kvaratskhelia 7,5 con le assist, Elmas 6, Spalletti 7. Bello ragazzi, bene. Il gol di Zielu è per pochi. Dicevo, come giudicato Zielinski secondo voi? Diviso tra chi deve andarsene e chi dovrebbe... Sì, è chiaro, Diego.
di Zielinski, ragazzi, noi non ci dobbiamo semplicemente aspettare che improvvisamente prende la continuità di De Bruyne e fa un campionato di 45 partite tutte con gol e assist. Se ci aspettiamo questo è De Bruyne, e probabilmente Zielinski se lo sarebbero già presi il famoso Bayern di cui ogni tanto si parla o altre squadre, e l'ha cercato il West Ham, se è vero quello che è vero, e quindi vuol dire che una squadra media inglese, una squadra buona inglese si può interessare a Zielinski. A me un giocatore di quella tecnica, che è ambidestro, che sa toccare il pallone, che l'avete notato che ha giocato quasi sempre di prima, lui ci ha provato a velocizzare la manovra, io me lo tengo sempre. Poi se arriva un'offerta adatta, perché Zielinski prende pure un bel ingaggio, quindi il Napoli lo avrebbe, se l'offerta fosse stata probabilmente adatta, il Napoli avrebbe cercato poi un'alternativa. Vediamo. Maunas non lo recupera senza le zanzare. Quante zanzare a Napoli? Senza Mertens o un eventuale Raspadori troverebbe spazio. Senza Raspadori sì. L'apertura per Politano su gol annullato, tanta roba. Bellissima l'apertura, e secondo me quello è anche uno dei problemi di Raspadori, ragazzi, che c'è ancora un ass e probabilmente si aspettano anche quell'uscita lì. Non lo so. Semi abbronzato, ho fatto un'oretta a mare, Rita. Alla prossima partita giochiamo adesso mentalizzati, giusto Enrico? Molti aspetti positivi, 2 cartellini gialli evitabile, giusto? Avrei fatto rifiatare uno tra Lobo e Zambo con Demme. Anche io mi sono detto la stessa cosa, Felipe. Peccato Demme. È chiaro che Spalletti ci dirà, io 5 ne posso mettere, a qualcuno devo chiedere scusa. Abbiamo vessato i veronesi. Grande Francesco. Ciao Vincenzo. La sintonia tra Di Lorenzo e Politano già da un paio d'anni può essere l'arma in più del Napoli, oltre a Cavani Osimhen in attacco. Politano, la sovrapposizione di Di Lorenzo la premia sempre, anche per una questione di caratteristiche. Quando lui sta rientrando poi si trova col sinistro e sente l'arrivo di Di Lorenzo. Con Lozano è un po' diverso, perché Lozano, essendo destro, preferisce andare lui fino in fondo. Ha giocato bene Lozano, ha giocato bene Politano. Ecco, se la coppia funziona così e l'alternanza non li manda in tilt, ecco che è bene. Così rivediamo quelle cose che abbiamo visto belle di Gattuso, che tu chi metti, stai tranquillo. Giusto, molto giusto, ragazzi, molto giusto. Siamo molto contenti. Anto Verde, molto bravi oggi, qualità giro palla perfetti, pochi errori tecnici, grande Napoli, Lobotka migliore in campo, insieme a Kvara, chissà, fa 11 gol, il Politano ci mette sempre la sua firma, gli altri bene. E ci dovrebbero mettere prima in classifica, Edoardo, perché abbiamo fatto 5 gol. Se ieri il Milan era prima in classifica con 4-2 subiti, vediamo che cosa fa la Juve. Finire con Iolè. Annalisa, il concerto è il 25 agosto al Sea Legend di Pozzuoli, di Nicola Pozzuoli. Ma è vicino a Napoli, chi sta a Napoli può arrivare tranquillamente, perché è facile parcheggiare al Sea Legend, e quindi l'ho scelto apposta, perché so quanto sia noioso cercare parcheggio, per esempio al Vomero, possibile, o anche lo stesso a Pozzuoli. A Nicola è più facile. Io cercherò di presentarmi più presto, verso le 6:30, 7 vorrei già stare lì, quindi se gli amici bellini si vogliono presentare, ci vogliamo conoscere, magari vado live, con live speciale, eccetera eccetera, ci abbracciamo, ci facciamo foto, facciamo un raduno bellino, ci beviamo una cosa. Dopodiché alle 7:30 ci sarà il sound check, perché i musicisti devono fare il sound check. Dopodiché non so come funziona a Napoli, a che ora si va live, perché ho visto ieri sono andato ieri ho fatto il cantante, il corista, e si comincia alle 11 sul tardi, quindi non lo so come funziona qua, ma poi ci organizziamo. Devo ringraziare, mi sa, Giorgio Mele, caffè originale Doc a sto giro, grande, ottimo Napoli, autoritario, il Verona ha vissuto 2 momenti casuali, abbiamo dominato, brutti Ibu a fine primo tempo, li segnaliamo, io non li ho manco sentiti, perché poi a fine primo tempo parla Cioffi, non ci interessa, mi interessa di più salutare Giorgio Mele e ringraziarlo per il suo affetto. E stavolta sul caffè è fatto bene, dove vado. Grazie mille Giorgio.
può Ferragosto, ti dice anche Rita. XG a quando? Come sto in difficoltà senza il mio computer, ragazzi, ma domani a mattina, vediamo se lo riesco a fare stanotte, lo programmo per domani mattina, ma vi assicuro che facciamo anche un'analisi tattica. Nel frattempo io vedo gente sui monopattini qua. Le vertigini, signora, le vertigini. Non in classifica, rispettano le griglie, ma che sei dice veramente? Carneva ancora sta parlando, trattativa per Raspadori, in un modo o nell'altro dovrà chiudersi. Ovviamente sì. A Spalletti gli daranno subito la lotta per lo scudetto, non c'è alcun dubbio. A questo punto io direi di aspettarlo. A Spallettone facciamo un commento al volo delle parole di Spalletti, così ci troviamo facendo. No, che gol che ha fatto Lobbo. Se qualcuno poi a fine live si vuole divertire a mettere i secondi precisi della live dove impazziamo, pure potete farlo, altrimenti chi si iscrive, chi viene dopo a vedersi la live per la reaction se la può guardare tutta e siete i miei eroi che ve la guardate dopo. Monir, unica pecca è la sintonia della difesa, sperando che il tempo sia galantuomo, forza Napoli. Sì, ricordiamo anche ragazzi che noi non sappiamo al momento se la trattativa per Navas si sblocca, e io vi devo dire una cosa, attenzione, pericolo. Prove tecniche di trasmissione in casa. Io non lo so se la trattativa si sblocca, perché potrebbe anche essere che bisogna aspettare l'uscita di Meret per far entrare Navas, altrimenti non possiamo tenere il problema. Ascoltate uno sciocco, che sono io che non so niente di calciomercato, un po' di umiltà, pagliaccio, buffone. Meret se lo pigliano o no? Perché se non si pigliano Meret, se nessuno ci crede a prendersi Meret e a metterlo titolare, perché poi non lo puoi nemmeno dare a una squadra che te lo mette in panchina, non ha senso per il ragazzo e non ha senso per te. Se non se ne va Meret non può arrivare nessun Navas, quindi questa sintonia con la difesa che insomma cambia il centrale, viene meno Koulibaly, il portiere non si sa, è tutta da capire e da sviluppare. Al momento le certezze sono ovviamente di Lorenzo Racconari, Mario Rui resta ancora il titolare di quella fascia e non c'è dubbio per ora, e Kim individuato come titolare ai danni tra virgolette di Juan Jesus e di Ostigard per ora, ma poi saranno tutti utilizzati. Gol di Zielinski uguale a quello che fece Marek con l'Inter a Milano. Speriamo questo ragazzo si svegli quest'anno e faccia più partite da 7 in pagella. Non dico i gol, ma le prestazioni. Super Lobo. Sì, hai ragione Diego, hai ragione. La trattativa di potrebbe essere una tattica per prendere qualcun altro. Arrivato a questo punto si può pensare a qualunque cosa. Ci sta Andrea, non lo possiamo sapere. Io credo che ne stanno parlando talmente tanto che qualcosa di vero ci debba essere. Cioè l'interesse non lo possiamo negare, però c'è anche la possibilità che il Sassuolo si impunti sul prezzo, c'è la possibilità che De Laurentiis non voglia andare oltre quello che sono nelle loro, e anche per 1 milione tu dici fai una cosa di principio. Ci aggiungo, ve la dico così, il Napoli ha giocato la prima partita, immaginate un atteggiamento come dice allora Raspadori se lo dai 25, no, abbiamo detto 30. Caro Carnevali, ma l'hai vista la partita? Noi abbiamo fatto 5 gol, uno ce l'hanno annullato, non ci serve Raspadori, ce lo vuoi dare a 20 e abbassa pure. Tutto a posto, non c'era il telefono attaccato, tutto, anzi grazie che me l'hai staccato. Quindi potrebbe anche essere questo, che faranno anche ci teniamo a un asso, hai visto che giocatore che è un asso. L'esordio di Kvara, gol di testa, 4 chiare azioni pericolose e un assist. E il Ciuchi è uno dei migliori in campo, molto di Napoli, sei d'accordo? Sì, mi è piaciuto tantissimo, specialmente nel primo tempo, nel secondo l'hanno servito di meno, ma molto vispo. Vedrai domani, Angela, nell'analisi tattica vi farò vedere i miei appunti che mi sono scritto, e la prima cosa che ho scritto, Lozano Vispo.
Lozano, come ridere, Rita? Lozano Vispo. Adesso rinforziamo dobbiamo completare certi tasselli. Devi capire la situazione Fabian, che non puoi lasciarla così. Devi capire se il resto se ne va. Perché il fatto che il mercato sia aperto, questo è il problema. Devi capire, adesso è venuto Simeone, lo dobbiamo presentare molto bene. E capire pedine, perché se a destra siamo tranquilli, in questo momento al posto di Kvara ci va Elmas, che va benissimo. Però poi se va Elmas non può essere il vice Zielinski, c'è poi un buco a centrocampo, a meno che, ragazzi, il Napoli non decide, siamo in completa rivoluzione, e questo ne abbiamo parlato già prima, siamo in completa rivoluzione, dobbiamo abbassare i costi, dobbiamo abbassare l'età di tutto e ti tieni a Zerbin e a Gaetano. Potrebbe farlo questo discorso del Napoli, poi speriamo che ci vada bene, ma questa è un'ipotesi plausibile. Fortuna, è plausibile o no questa ipotesi? Secondo me sì, assolutamente. Io dico sì a tutto. Oddio, quasi a tutto. Ma Fortuna ne capisce. Ciao amici bellini, volevo sapere. Siamo famosi. Sì, adesso siamo tutti famosi. Senti, mi ha chiamato Nemischio, vuoi uscire? Il Nemischio, sì. Allora, immediatamente noi, dato che è sera e notte, adesso vediamo quello che si deve fare. Amici bellini, Daniele vi saluta. Ciao, vi saluto. Divertitevi e fate le vostre cose. Fate le vostre, bravissime, fate le vostre cose, divertite, fate i bravi. I baci casti che vi lascio tutti, gli ultimi like, la soddisfazione. Non so se ha parlato Spalletti, vedo Montolivo, non è Montipo, con Matri, con la signorina Dazzon. Vi bacio forte. Domani approfondimento tattico, grande Napoli. Qualcuno si vuole vedere il Sassuolo e la Juventus, vedetela, capiamo altre cose. Frattesi titolari, Raspadori no. Zerbina alla stoffa per la sua prima esperienza in Serie A. Speriamo Gaetano. Ciao. E se la completiamo ci divertiamo di più. Ragazzi, con una partita, andiamo calmi, non fatemi pompierare inutilmente. Non fate, o no utilmente, ma non costringetemi a pompierare. Da Napoli, dal San Paolo, dal Maradona, Valerio Fluido è tutto, azzurro fluido. Voglio bene. Ci vediamo al Sea Legend il 25. Non fatemi arrabbiare perché poi le occasioni saranno poche. Dov'è la sigla? Non c'era la sigla. Fate conto che ho messo la